Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio per essere tutti intervenuti a questo ulteriore passaggio che Renato ha voluto fare in questa città, in questo lungo cammino di avvicinamento alle elezioni regionali. Un saluto a Antonio Satta che rappresenta l'UPC che fa parte della coalizione, a Più Europa con Carla Baffi e Lorenzo Corda che sono candidati del territorio, e un saluto a tutti voi ancora una volta. Sono passati poco più di 4 mesi da quando abbiamo fatto uno dei primi incontri di questo viaggio itinerante di Renato Soro all'ascolto della Sardegna. In quella circostanza molti di voi erano presenti e ricorderanno bene che cosa accadde in quella situazione. Si sollevò quasi un grido di allarme e una preoccupazione di quello che si stava verificando. Eravamo a poco più di 4 mesi dalla tornata elettorale e c'era preoccupazione perché il centro-sinistra non aveva un programma, non discuteva di programmi, non si confrontava al suo interno e non aveva neanche un candidato presidente. Senza nessuna vena polemica sappiamo cosa è successo e com'è andata. Oggi siamo qua invece in una veste completamente diversa. In tutti questi incontri che si sono verificati uno dopo l'altro, convinti che noi fossimo cenere, invece stiamo scoprendo che sotto quella cenere c'è un fuoco molto importante. Un fuoco che sta diventando sempre di più energia, rubo un po' qualcosa dalla mia professione, quell'energia termica che si sta trasformando in energia di idee, di passione, di volontà di costruire davvero una Sardegna diversa, con il contributo di tutti, perché con questo ascolto, con la passione, col cuore, con le parole di bellezza che Renato Soro sta infondendo e sta in qualche modo raccogliendo anche da tutti i sardi e da tutte le sarde, si sta costruendo una cosa importante, ma una cosa importante che non è solo finalizzata alla competizione elettorale o a un'eventuale vittoria. Al di là di quello che sarà il risultato elettorale, una cosa è certa: vogliamo e stiamo costruendo una prospettiva. Perché il risultato elettorale potrebbe accadere qualunque cosa accada, ma quantomeno stiamo costruendo un percorso di idee che ha una prospettiva. E a proposito di mancanza di prospettive, questa città credo che possa insegnare moltissimo, non solo nel panorama regionale, ma nell'intero panorama nazionale. Per quante volte noi abbiamo voluto vincere a tutti i costi e per 20 anni siamo stati perdenti. Questo significa che non basta unirsi per costruire coalizioni che si spera siano vincenti, ma abbiamo bisogno di costruire percorsi che siano davvero idee forti, che siano l'idea di costruire una Sardegna che ormai è un'identità di popolo, che è la cosa più importante su cui stiamo lavorando e su cui Renato ha delle idee ben chiare e in qualche modo si sta confrontando con tutti noi, e quello stiamo raggiungendo come obiettivi. Io prima di dare la parola agli altri interventi vorrei porre una domanda da subito a Renato su un tema che forse per alcuni versi si è affrontato in alcune realtà, ma per troppo tempo forse non abbiamo tenuto in considerazione. Parlo di edilizia abitativa popolare. Noi siamo in una situazione in cui in tutta la Sardegna abbiamo grandi difficoltà a mettere a disposizione alle classi e ai redditi meno importanti la possibilità di avere una casa e di avere una casa sicura. Anche il panorama è quello che c'è oggi in termini di edilizia abitativa, oggi è addirittura in condizioni davvero di scarsa sicurezza. A proposito di questo, che cosa pensi possiamo proporre alla nostra regione, alle nostre città?
Bene, buonasera a tutte e a tutti, grazie Ninni per aver organizzato e aperto questa bella iniziativa elettorale. Entriamo subito nel merito delle cose, per di più un argomento così specifico come quello dell'edilizia abitativa e dell'edilizia sociale. Ma intanto vorrei dire subito una cosa. Oggi iniziare a lavorare per costruire la propria casa è molto più facile di un tempo. Qualcuno non ricorderà, ma nel passato per ottenere la concessione edilizia, per costruire la propria casa, bisognava passare spesso per le forche caudine degli uffici comunali che potevano impiegarci qualche volta molti mesi e qualche volta moltissimi mesi e persino oltre un anno. Nel frattempo i costi aumentavano e nel frattempo chi doveva aspettare subiva il disagio di un'attesa troppo lunga. Fu grazie a una iniziativa della giunta che ho avuto l'onore di presiedere nel passato che venne istituito il SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, che poi successivamente con l'esperienza di Francesco Pigliero è diventato il SUAPE. Attraverso quell'iniziativa lì è cambiato il paradigma del rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini, e cioè i cittadini non devono più aspettare i tempi incerti della pubblica amministrazione prima di vedere affermato un proprio diritto. Quello che importa è che chi voglia e debba costruire lo faccia seguendo le regole, lo faccia dentro le regole. Per cui attraverso il SUAP oggi non si deve fare il giro delle 7 chiese, dei tanti campanili, dai vigili del fuoco, la sovrintendenza, magari da qualche altra parte c'è il corpo forestale, il comune e così via. Ma si mettono tutti i documenti in un unico sportello digitale, quello del SUAPE appunto, e poi si affronterà un unico procedimento. Ma la cosa più interessante è che dopo 30 giorni, se non ti è ancora arrivata l'autorizzazione, inizi a costruire. Naturalmente sulla base della tua responsabilità e sulla base di una autocertificazione di un tecnico che dica che il progetto è coerente con le regole dello strumento urbanistico comunale. Questa roba ha cambiato proprio il modo di intendere, di vedere la pubblica amministrazione, almeno per quanto riguarda l'edilizia, e cioè non più una concessione, non più un'autorizzazione che gli enti pubblici ti rilasciano quando ne hanno voglia, ma un diritto che è già insito nella vita stessa dei cittadini, un diritto che uno può immediatamente esigere semplicemente dichiarando di fare le cose secondo le regole. E poi la pubblica amministrazione può venirti a controllare, ti verrà a controllare dopo, magari non riuscirà a controllare tutti, ne controlla 1 su 2, è però il numero sufficiente a far sì che tutti ci sentiamo responsabilizzati a comportarci bene, perché potremmo altrimenti essere sanzionati se non lo facessimo. Per cui, altro che l'idea che nel passato si è cercato di far credere con dei racconti, dei luoghi comuni, dei pregiudizi, che la giunta Soru avesse reso più difficili le costruzioni. No, la giunta Soru ha messo delle regole, ma una volta che tu rispetti le regole, quel diritto ce l'hai immediatamente esigibile, senza dover chiedere a nessuno, senza dover chiedere a cozzi, senza clientelismi vari, ce l'hai semplicemente dichiarando il rispetto delle regole. Questo concetto della pubblica amministrazione che non è una controparte, non è il tuo nemico, o meglio, i cittadini non sono un nemico della pubblica amministrazione, ma sono
i suoi danti causa, sono i suoi, direi, i suoi datori di lavoro, sono le persone che siamo chiamati a servire. Questo concetto, appunto, per il quale noi siamo la pubblica amministrazione, politica e dipendenti, dirigenti pubblici, siamo al servizio dei cittadini, questo concetto dovrebbe passare non solo nell'edilizia, ma in ogni procedimento amministrativo, per ogni autorizzazione, concessione, permesso, qualunque cosa si chiami, partendo sempre dal presupposto che un cittadino che mi fa una domanda, io devo potermi fidare di lui, devo dare delle regole certe, devo dare delle regole molto chiare, leggibili, non interpretabili, certe, e le imprese, i privati autocertificano, dichiarano, iniziano senza che nessuno li blocchi e poi vengono controllati. Nel passato ci volevano giorni anche per avere un certificato di cittadinanza, un certificato di stato civile, un certificato di nascita. Ormai è da decenni che abbiamo imparato ad autocertificare queste cose. Ecco, e non è cascata giù l'Italia se gli uffici pubblici hanno imparato a fidarsi per questo dei cittadini. Gli uffici pubblici ora in Sardegna, perché è stata la prima, forse ancora l'unica regione in Italia che ha introdotto questo principio assieme al SUAP. In Sardegna abbiamo imparato a fidarci nelle autorizzazioni edilizie e credo che il compito della prossima governo regionale sia quello di estendere questo principio a tutto il resto dei rapporti tra pubblica amministrazione e privati cittadini. Un atteggiamento più liberale e meno, diciamo, oppressivo, meno impositivo da parte della pubblica amministrazione. Tornando all'edilizia, abbiamo detto come oggi sia più facile far partire i lavori rispetto al passato. In qualche zona della Sardegna è meno facile, ma è solamente in quelle zone dove ci si ostina a non voler approvare un piano urbanistico comunale adeguato al PPR, nonostante siano passati ormai 17-18 anni, per cui mi chiedo per quale motivo un comune non voglia approvare il piano urbanistico comunale. Magari qualche volta uno può avere maggiori difficoltà nel ristrutturare una casa in centro storico o nel non poterla ristrutturare esattamente come vorrebbe, cioè ammodernarla bene, renderla più adeguata alle esigenze abitative di oggi. Uno dice, ma è colpa del PPR? No, è colpa di chi dopo 17-18 anni non sta ancora approvando il piano urbanistico comunale, perché col piano urbanistico comunale, anche per il centro storico, le regole sono molto chiare e qualunque progettista ci mette un bel timbro e uno ristruttura. Come si dice in gergo, a giorni zero, cioè dal giorno che presenti la domanda inizi il giorno dopo a fare i lavori. Quindi liberando una grande energia di produzione, di lavoro e di maggiore utilità per le persone interessate. Per molti anni una regione distratta ha smesso di occuparsi dei finanziamenti per le giovani coppie per la prima casa. I finanziamenti per la prima casa sono stati un'attività tradizionale, consueta della pubblica amministrazione regionale. Nel passato investemmo anche in maniera rilevante in questo settore qui. Uno, perché c'è un diritto alla casa che va rispettato. Due, per incoraggiare i giovani a mettere su casa, a mettere su famiglia e se possibile anche contrastare per quanto possibile questo processo così preoccupante di denatalità che è dovuta all'insicurezza, alla precarietà della vita quotidiana.
E naturalmente è un investimento pubblico particolarmente interessante quello dell'investimento nell'edilizia, perché come si sa, come si suole ricordare, gli investimenti in edilizia si moltiplicano, hanno un alto moltiplicatore del reddito. Investi 1.000 euro in edilizia e magari generi più di 3.000 euro di reddito tra i tanti passaggi tra materiali, costruzioni, servizi e tutto quello che ci sta attaccato. E quindi la Regione nel passato ha investito ampiamente nel finanziamento, sia con un contributo in conto capitale, quindi un contributo da non restituire, sia con con dei finanziamenti a tasso agevolato, o meglio, la banca dà il finanziamento, ma la Regione copriva oltre la metà del tasso di interesse, in modo da rendere le rate più basse. Ora, queste politiche sono sparite per tanti anni, oppure sono state finanziate in maniera tale che poi non facesse a tempo nessuno a prenderle. Quindi questa politica per la casa, per la prima casa è scomparsa e certamente va riattivata per i motivi che ho detto. Va riattivata anche in maniera importante la politica per l'edilizia sociale, e cioè per le persone che hanno bisogno di un affitto con un canone agevolato o hanno bisogno di un affitto a canone sociale, come si dice, con la possibilità magari di riscattarla nel tempo. Nel 2006 venne fatta la legge che ha riguardato il superamento dei vecchi IACP, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, vi ricordate? Ce n'erano diversi nelle diverse province, gestiti separatamente, con inefficienze, difficoltà e con politiche, capacità anche diverse, per cui poteva succedere che in una provincia fosse più facile di un'altra avere accesso all'edilizia sociale. E per cui venne costituita un'unica agenzia regionale, l'area appunto, Agenzia regionale per l'edilizia abitativa, che portò avanti un grosso progetto, uno di dismissioni del patrimonio e quindi permettere il riscatto da parte di chi ci avesse già vissuto e pagato l'affitto per un numero congruo di anni. Quindi venne fatta un'attività di cessione senza precedenti e quindi moltissime famiglie, decine di migliaia di famiglie sono potute diventare proprietarie della loro casa. E poi si fecero importanti investimenti per nuove costruzioni e quindi per nuove assegnazioni. Oggi ormai è da anni che Aria non ha più finanziamenti e non sta più costruendo nuove case. E quindi oggi c'è una lista d'attesa enorme. Le poche case che sono state fatte sono state assegnate a persone che erano da molti anni che aspettavano. E oggi ci sono famiglie che nel frattempo stanno crescendo, stanno diventando non più giovani famiglie, ma anche avanti negli anni, ne hanno il diritto, sono appunto idonee ad avere la casa, ma continueranno ad aspettare perché di casa non se ne stanno facendo. Sono molto più di 5.000 le famiglie che aspettano la casa e non hanno diritto. Peraltro nel passato con Area avevamo iniziato una politica interessante che riguarda soprattutto i paesi, cioè la volontà di fare in modo che l'edilizia sociale non fosse solamente nelle periferie, magari qualche volta persino lontano dalla città, grossi edifici che spesso vivevano famiglie
con disagi o con maggiori difficoltà e tutte messe vicine l'una con l'altra, con una maggiore difficoltà di integrazione sociale o con maggior possibilità di esclusione sociale. Soprattutto nei paesi, credo che sia stata una politica molto interessante che deve essere ripresa. Anziché costruire nuove case nella periferia, si iniziò a comprare vecchie case, intere vie, interi vicinati e ristrutturare le case nel centro storico, dando la possibilità di vivere in maniera normale dentro il paese e comunque con le diverse classi sociali distribuite come accade in un paese. Dava la possibilità di ripopolare il centro storico e quindi renderlo anche più attrattivo per tutti quanti, e dava anche la possibilità di valorizzare chi già ci abitava, la casa di chi già ci abitava nel centro storico, perché se tu abiti nel centro ma inizia a svuotarsi una casa, poi un'altra e poi un'altra ancora, tutta la via perde, tutta la strada perde di qualità e perde di valore, e se più si svuota e più la gente se ne va. E quindi occorre fare il passaggio esattamente contrario, di iniziare con l'intervento pubblico a ristrutturare, ripopolare, migliorare e quindi incentivare anche gli altri che magari potevano pensare di andarsi a comprare un lotto in zona C e invece pensano che sia meglio prendere magari 2 piccole case e farne una grande casa in centro storico. Quindi le politiche che possono essere fatte sono quindi tante, Ninni, e devono essere fatte non solo nei paesi che noi riteniamo magari più poveri, più indietro, che stanno vivendo maggiori difficoltà, ma certamente devono essere fatti anche a Olbia, perché anche Olbia non è solo la bella piazza, il bel lungomare, tutte bellissime cose, o il bel parco. Anche a Olbia ci sono le periferie, e ci sono le periferie spesso dimenticate, e ci sono i bisogni che non vengono esposti o messi in vetrina, ma ci sono anche quando sono dimenticati, anche quando sono tacitati, anche quando sono non soddisfatti e la gente è talmente stanca, talmente rassegnata che si è persino stancata di continuare a esigere, a pretendere il rispetto di questi diritti. Quindi parlare di case nel luogo dove c'è un'enormità di seconde case, dove ce ne sono tantissime, ma anche in questo luogo ci sono le persone che non hanno la prima casa, che non hanno nemmeno una casa dignitosa dove cui poter vivere con un affitto possibile. Ecco, credo che la nostra politica vada in questa direzione. Vanno bene le seconde case, vanno bene, giustamente, fanno parte anche di un turismo di cui tutti siamo felici, vanno bene nella misura giusta, secondo le regole, nei luoghi più giusti, ma credo che ci voglia un occhio più attento per la prima casa e per chi la casa non ce l'ha. E mi fa piacere che proprio a Olbia tu sia voluto partire proprio da questo, anche a Olbia, anche qui vicino ai posti più ricchi e di maggior lusso della Sardegna, fosse tra i posti più lussuosi del Mediterraneo sicuramente. Anche qui ci sono i bisogni, anche qui c'è la povertà, anche qui c'è l'esclusione sociale, anche qui c'è lo scolamento delle persone che sembrano dimenticate e che sembrano non poter avere il diritto a una vita civile, a iniziare proprio dalla casa, dall'elemento che dà certezza alla vita di ciascuno di noi, che ci permette di vivere con un po' più serenamente, di vivere per noi stessi, con noi stessi e con la nostra famiglia quando c'è. Grazie della risposta. Credo che abbia toccato proprio tutti i punti
che avevamo bisogno di sentirci dire. Consentitemi una qualche riflessione ancora prima di passare la parola agli altri. Io voglio fare una sottolineatura che non vuole essere polemica, però Renato Suro è sempre stato identificato come una forma di leggenda che fosse sempre nemico di questa città e di questa terra. Io credo che non ci siano bisogno di parole, perché questa leggenda è stata sfatata fondamentalmente con i fatti. Se vogliamo parlare di servitù alla Maddalena, tutto quello che è stato attorno al G8, poi immagino che lui ci tornerà. Cosa è stata la Sassari Olbia, che non è solo quel mettere quei 400 miliardi di allora, ma quel consentire quel percorso agevolato dentro quella struttura di missione che ha consentito quell'opera, oggi paradossalmente lunghissima per tutti gli interventi che si sono rallentati nel tempo, ma senza quelle procedure noi non l'avremmo mai vista quella strada, non avremmo mai visto l'aeroporto per come è diventato, non avremmo mai visto questa città come è diventata grazie al miglioramento dell'accessibilità. Quindi ancora una volta parlano i fatti. E una cosa è certa, che nel momento in cui questo accade per Olbia, lo sta dimostrando in tutti i suoi percorsi, non c'è un angolo di regione che non conosca bene e che non sia in grado di valutare le problematiche che ogni parte dell'isola che ha. E da questo punto di vista credo che sia la migliore rappresentanza per, come dire, portare avanti iniziative finalizzate al superamento di tutti i problemi, di tutte le difficoltà che questa regione ha. Adesso darei la parola a Patrizia De Sole e poi tutti gli interventi che si seguiranno. Grazie ancora. Beh, vabbè, così cala la tensione, perché buonasera a tutti e a tutti. Che bel momento questo. Grazie. Mi sento così serena, perché so, è da 16 anni che faccio politica, e stasera è uno dei momenti più belli di tutte le battaglie che ho fatto. Ne ho fatte tante, però so che stasera non sono sola. Vedo tante donne, sorelle, vedo tanti uomini che vogliono costruire un progetto alternativo per la nostra terra, la Sardegna. Perché noi sardi abbiamo delle radici così profonde, mai più subalterni dobbiamo essere. E quando sono ritornata dall'estero, è nata la Giunta Soru. Abbiamo creduto tanto in quel progetto. E non è che abbiamo solo creduto tanto, abbiamo sognato, abbiamo visto dei fatti, come ha detto Ninni. Poi sono passati tanti anni. La società è cambiata e guardate, stanno accadendo, non ve lo devo dire io, delle trasformazioni epocali. Siamo in un'altra era, no? La cosiddetta era del transumanesimo, dove dobbiamo avere una visione, non solo una visione, dobbiamo prima avere la capacità critica di capire quello che ci sta accadendo. E guardate, proprio dalla Sardegna, proprio dalle periferie, che possono nascere le rivoluzioni gentili. Rivoluzioni gentili, mi colpiscono moltissimo queste parole che Renato e tutto questo movimento ha utilizzato, no? Perché le parole poi hanno un significato importantissimo. Rivoluzione gentile, oggi non possiamo non fare rivoluzioni gentili, non possiamo più permettercelo. Guardate, sono due in questo momento le questioni fondamentali e la Sardegna
è al centro di questo. La questione ambientale è la questione di genere, è la questione che riguarda le donne. E voi lo sapete perché io sono qui, perché mi occupo tutti i giorni di questa problematica. E guardate che sono anche connesse, sembra strano, eppure sono connesse. E un giorno di domenica sono andata al mare e ho letto un articolo, era la prima uscita di Renato. Sono rimasta così, no? Perché stavamo facendo un lavoro, no? Appunto di studio. Scusate se sono un po' confusa, però prendetela come una questione di autocoscienza, perché è importante questo momento. Leggo l'articolo che scrive Renato in queste interviste e dico, ecco, ancora una volta lui è rivoluzionario. E guardate, per una donna come me dire una cosa del genere non è una cosa da poco. Chiamo Giuliana e dico, Renato Soro ha scritto una cosa, ha fatto un'analisi, finalmente, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di questo. E io, che sì, sono una che fa cose, lo posso dire, coraggiose, non farei il lavoro che faccio, mi occupo di donne che subiscono violenza e sono molto scomoda, perché chi lavora nei centri antiviolenza è scomodo, no? È scomoda. E ho detto, io non voglio fare Ponzio Pilato, io voglio stare insieme con gli altri che stanno facendo questo progetto di cambiamento per la Sardegna, perché sono tanti i problemi che abbiamo, tanti. Io vi ringrazio per questa opportunità. Non posso dare qualcosa, quel poco che posso dare insieme con voi lo voglio costruire per la mia terra, ok? E guardate, sono tanti i problemi, li viviamo. Nini ha parlato della strada, mi addolora tantissimo ogni volta che ci penso alla strada, però non posso dimenticare di quanto abbiamo fatto per avere la Sassari Olbia e grazie a quella giunta. E non posso dimenticare che se abbiamo quell'aeroporto è grazie a quella giunta. Ma dobbiamo andare anche oltre, E io allora voglio fare delle domande a Renato. No? Tu, quando eri nella giunta, la tua giunta, hai fatto una legge che è una legge innovativa. Se oggi io sono qua, se io oggi insieme alle mie sorelle, alle mie compagne, possiamo aiutare tante donne in tutta la Sardegna, è grazie a una legge. Guardate quanto è importante fare politica, ecco perché è importante, perché poi le leggi ci permettono di cambiare le cose. E quella legge ha permesso di aiutare tante donne e tanti bambini che subiscono violenza. E l'ha fatto la Regione Sardegna con quella legge. E io voglio chiedere a Renato cosa intende fare, perché sulla questione delle donne, sulla questione di genere, sul bilancio di genere, sulla legge che riguarda i plus, dobbiamo trasformare tutto, perché non possiamo avere dei progetti spot, dobbiamo avere una visione, perché non è possibile che ci sono ancora dei paesi che sono isolati, che non hanno i mezzi di trasporto, che quindi non c'è la possibilità di crescita. Ci vuole un pensiero a 360 gradi. Ecco, io chiedo a Renato, su questo argomento, cosa intende fare? Scusate se mi sono dilungata, avrei tantissime cose da dire. Grazie. Costruiamo questo progetto tutti insieme. Grazie. Adesso la parola ad Antonio Satta. Prego. Buonasera a tutti, a tutte, anzi scusate, a tutti, ormai bisogna essere molto attenti, ecco. E ovviamente un abbraccio a Renato Soro che è qua per ascoltarci, per ascoltare voi, perché siamo qui perché abbiamo di fronte un progetto importante. Se questo si realizza, grazie al consenso di tutti, diversamente ritorneremo indietro. Noi usciamo da una giunta regionale che meglio
che è meglio dimenticare. Stessi coloro i quali l'hanno sostenuta oggi sono l'attacco di coloro i quali erano i responsabili di quella giunta. Renato ha citato alcuni momenti importanti. Noi vogliamo essere una classe dirigente che guarda i problemi reali della gente, che ascolta la gente, che segue quelle che sono le richieste importanti delle famiglie, delle donne, di coloro i quali vivono in una realtà molto molto difficile. Io ho fatto l'esperienza di assessore regionale e voglio riallacciarmi a quello che diceva prima Renato Soro. Quando io sono arrivato in giunta regionale, per avere una concessione edilizia ci volevano quasi 10 anni. Basta citare qua il Daninos, 7 anni e mezzo per avere l'autorizzazione. Io ho fatto una legge tuttora in vigore che stabilisce che il comune può chiedere solo una volta la documentazione, dopodiché deve decidere sì o no. Se sì ok, se no la regione nomina un commissario ad acta. Io ne nominai soltanto 584. Ma vi devo dire di più. Faccio un esempio clamoroso. La Cacan, voi sapete chi è la Cacan? La Cacan aveva un albergo, l'Hotel Pietrizia a Portocervo, e ogni anno doveva fare dei lavori per riaprire. Per poter riaprire doveva avere l'autorizzazione, la concessione da parte del comune di Arzachena, che non rispondeva. Entra in vigore la mia legge, mi fa l'istanza, in 24 ore io gli do l'autorizzazione, prende, fa tutti i lavori, costruisce tutto e va avanti. E quindi riapre l'albergo, mi ha chiamato 20 volte e non gli ho mai risposto. Però ricorderete che un tempo, d'estate, a Portocervo, c'era una cerimonia col vescovo in chiesa, poi c'era un incontro tra tutte le autorità. In quell'occasione ci furono gli incontri, scusate se riferisco a questo aspetto qua. La Cacan prende la parola e poi dice: vedo che è presente anche l'onorevole Satta, stavolta non può dire che non c'è. Voglio solo dire ai presenti a questa manifestazione e agli assenti a questa manifestazione che grazie alla legge fatta dall'onorevole Satta la Sardegna è ripresa a camminare nella sua economia. Questo cosa vuol dire? Mi riallaccio a quello che diceva Renato. Vuol dire che se la giunta regionale, il governo regionale fa degli eventi, fa delle norme che sono a favore di una realtà che deve cambiare, che deve crescere, una Sardegna che deve crescere, che non ci devono essere padri e figliastri, figli e figliastri, oppure diversamente, ma deve essere una legge che deve garantire una equità fra tutte le realtà del territorio. Ci sono delle zone che sono abbandonate, che addirittura non hanno ancora manco le strade d'accesso, non c'è manco la luce elettrica per illuminare i loro territori. E allora su questo credo che il nostro impegno sia questo. Ci dispiace una cosa, lo devo dire però, che una parte di noi se n'è andata via, perché qua c'era l'impegno chiaro e Soru è un testimone e un autore di questo. Noi avevamo detto che tutti quanti eravamo d'accordo per fare tutti insieme, e quindi le primarie. Le primarie, voi sapete che fanno parte dello statuto del Partito Democratico. Ebbene, nonostante l'impegno che c'era di eleggere in Sardegna il presidente della futura giunta regionale, ebbene il PD ha preferito andarsene a Roma e contrattare con Conte la elezione della Presidente. È evidente che questo ha rovinato. Nonostante l'impegno, io ricordo solo che ha detto: se facciamo le elezioni, le primarie, e la Tod vince, io sono il primo a sostenerla. Cioè, per dire che noi volevamo creare davvero le condizioni per un governo unitario che non fosse in contrapposizione, ma fosse diretto e forte verso il futuro reale di questa Sardegna che è troppo martoriata. Allora
Noi abbiamo questo impegno, dobbiamo lavorare forte tutti quanti insieme, perché insieme possiamo cambiare la situazione, insieme possiamo cambiare la situazione se vinciamo. E dobbiamo vincere l'interesse non nostro, l'interesse della Sardegna e di tutti i sardi. Forza la Sardegna, vivano tutti quanti noi. Prego la parola a Carla Baffi. Buonasera a tutti. Io vorrei parlare e affrontare una tematica che ovviamente mi sta molto a cuore e che ho deciso di prendermi carico di questa questione. Qualche mese fa, durante uno dei primi incontri a cui ho partecipato, è stata fatta una domanda: cosa potrà fare la nuova giunta regionale, le nuove istituzioni regionali per far sì che ci sia una vittoria dopo le elezioni, ovvero una vittoria sui risultati che verranno ottenuti dalla giunta regionale nuova. E io ho detto: è importante che chiunque sia la persona indicata e scelta per governare la Sardegna decida di incidere sulla pietra due semplici parole: libertà personale. Queste due parole raggruppano tutto, raggruppano la mia realtà di donna transgender che affronta il suo percorso di transizione in modo sì sereno, ma con molte difficoltà. E non parlo di me, ma parlo come sempre di ragazzi e di ragazze di 14 anni, 15 anni, 13 anni, che prendono coscienza sulla propria identità di genere, ma che trovano difficoltà sia soprattutto per la loro giovane età e sia per quelle che sono le difficoltà oggettive che trovano nell'affrontare il percorso di affermazione di genere. Ma la libertà personale vale per tutti, non solo per una comunità LGBTQ+, ma per tutti. Libertà personale vuol dire dare la possibilità a un ragazzo che vuole studiare, ma che non ha le capacità economiche, ovvero la famiglia non ha le capacità economiche per potergli permettere di studiare a Cagliari e di vivere a Cagliari. Diamo la possibilità a questo ragazzo di avere dei trasporti efficienti che gli permettono di raggiungere da Olbia a Cagliari in 2 ore invece di mettercene 4. Diamo la possibilità a una giovane donna imprenditrice che dopo tanti anni di studio ha creato un bellissimo progetto sulla carta, ma che ha difficoltà di realizzare quel progetto perché in Sardegna non ci sono i fondi, ovvero i fondi ci sono ma non vengono utilizzati o vengono utilizzati in modo sbagliato. Questa è libertà personale. La libertà personale è la libertà di ogni persona sarda di avere diritto alla salute, di avere diritto di essere curata, di non dover essere obbligata a fare i viaggi della speranza. Prima i viaggi della speranza si diceva si facevano per andare in continente perché si dovevano affrontare patologie molto particolari e in Sardegna non c'era la possibilità. Adesso si dice che i viaggi della speranza sono gli stessi che una donna della Maddalena deve affrontare per arrivare a Sassari, perché alla Maddalena l'ospedale è in situazioni critiche, a Tempio è in situazioni critiche, a Ozieri in situazioni critiche. Questa è libertà personale, permettere a ognuno di noi di essere curato, di poter studiare, di potersi specializzare, non costringere i ragazzi sardi a dover emigrare, ed è una brutta parola perché pensavamo che l'emigrazione fosse passata, dover andare fuori per potersi realizzare. Diamogli la possibilità a questi ragazzi di restare nella loro isola e ricordiamoci che il sardo e il popolo sardo ha una parola che in nessuna parte d'Italia si sente: identità. Io nella mia esperienza teatrale ho girato tutta la Sardegna e anche buona parte dell'Italia. E posso dire di non aver mai incontrato un circolo dei toscani o un circolo dei lombardi o dei molisani, ma in qualsiasi parte io sia andata ho trovato sempre un circolo dei sardi.
Io ho sempre detto che la Sardegna non è un'isola, la Sardegna è un arcipelago formato da tante piccole isole che troverai in tutte le parti del mondo, perché se vai a Los Angeles troverai un circolo dei sardi, se vai a Berlino lo troverai ugualmente. Il sardo ha questa identità, questa forza identitaria, quindi si raggruppa, si sente unito, anche se si trova a 50.000 km di distanza. Però il sardo deve ricordarsi sempre di avere un'identità e di avere uno spirito identitario. Questa è libertà personale. Per non parlare di diritti civili, io parlo della mia realtà. Vedo ragazze, incontro ragazze e ragazzi di 14 anni che non sanno dove sbattere la testa perché si sentono speciali, non diverse. La diversità per me non esiste, esisterà sempre la specialità in ognuno di noi. Queste ragazze affrontano o vorrebbero affrontare un percorso di affermazione di genere, ma trovano difficoltà in Sardegna a farlo e quindi devono andare fuori, con le spese collegate a questi viaggi, perché in Sardegna non ci sono le realtà che le aiutano. So che è un argomento che a molti di voi non appartiene, oppure che sentono loro fino a un certo punto, però è una realtà che esiste. È una realtà che esiste. Io già ho parlato e ho chiesto a Renato, che mi ha risposto in modo molto chiaro, sul fatto che ognuno di noi deve avere la possibilità di poter fare il percorso di affermazione di genere dove vive. Io ho iniziato il mio percorso a Roma, sono finita in Sicilia, sono andata a Gorizia, perché in Sardegna non c'erano i centri. Dobbiamo investire risorse che, ripeto, ci sono, dobbiamo investire queste risorse. Ultima cosa, poi vi lascio. Voglio parlare delle istruzioni scolastiche. Ho già parlato della necessità per ogni ragazzo e ragazza di specializzarsi, di laurearsi, di studiare, di realizzarsi all'interno della Sardegna, perché anche quel ragazzo e quella ragazza è sarda e sardo, quindi ha un'identità chiara. Ma voglio parlare anche delle difficoltà che troviamo noi ad affrontare le istituzioni scolastiche. Io personalmente trovo molte difficoltà a entrare nelle scuole. Per me è la cosa più importante parlare con i ragazzi e con le ragazze. Ricordatevi che in ogni scuola, in ogni istituto, troverete sempre un ragazzo o una ragazza transgender che si nasconde, ha paura perché non è tutelata. Facciamo in modo, e lo chiedo alle istituzioni scolastiche, all'istruzione, facciamo in modo che la giunta regionale che verrà tra qualche mese nominata dia una svolta anche da quel punto di vista, perché se è vero che all'interno della famiglia un ragazzo e una ragazza che affronta o che vorrebbe affrontare il percorso di affermazione e si sente tutelata all'interno della famiglia, già sente una protezione forte, ma se quella protezione viene estesa anche alla scuola, quindi affrontando quelle tematiche e non mettendo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, quel ragazzo e quella ragazza si sentiranno ancora più protette, ancora più pronte e quindi andranno avanti nel suo percorso di affermazione. E questo vale per tutti i ragazzi e le ragazze, che per un motivo o per l'altro hanno difficoltà, hanno dei pesi sul petto che non li fanno respirare. Questo è il nostro compito, perché io non penso a me come donna di 59 anni che ha fatto il percorso da poco. Penso a quei ragazzi e quelle ragazze che in ogni caso e molto spesso sono figli nostri e nipoti nostri. Grazie. Grazie Carla. Lorenzo Corda. Ciao a tutti. Posso? No, perché ho visto la mano sollevata. Volevo capire se da qui possiamo intervenire. Dopo, tranquillo, dopo apriamo il dibattito. Lorenzo Corda, ingegnere, ho la fortuna di essere un ignorante totale. Ho affrontato piani urbanistici senza averne mai visto uno. Ho fatto per 10 anni
il responsabile dell'area tecnica di Comuni Galluresi. La cosa divertente è che in Gallura ci sono 4 PUC, piani urbanistici comunali, coerenti col PPR. Io ne ho fatti 2, perché non li conoscevo, non sapevo cosa bisognasse fare. Li ho affrontati, ovviamente con il supporto di tutti, e la legge che allora istituì il Renato Suru prevedeva anche il contributo ai comuni, che noi utilizzammo in pieno, i famosi 30.000 euro moltiplicati per il numero degli interventi. Conoscendo le difficoltà, perché chi conosce un po' la materia sa cosa vuol dire mettere insieme tantissime specialità diverse, tantissimi enti che fra loro non si parlano, enti che hanno un linguaggio completamente diverso, che non comunicano. Noi l'abbiamo fatto, non è per dare, come dire, un punteggio o una svastica, peggio ancora, sulle mostrine, no, è per dire che le cose, se si vuole, si possono fare. E si possono fare dimenticando che ancora in Gallura ci sono, su 25 comuni che hanno riferimenti costieri, 19 che sono ancora lontani da un piano urbanistico, che hanno una cartografia purtroppo vecchissima. Oggi, se voi volete andare a trovare un amico in Kazakistan, cliccate su Google Maps e lo trovate in tempo velocissimo. Se volete invece fare una variante, una piccolissima variante, perché abbiamo un parente che ha difficoltà per un'illuminazione scarsa a casa propria, in un comune costiero, avete difficoltà a trovarlo, perché non corrisponde ancora il catastale con la parte urbanistica ordinaria, ed è storicamente, questo non può che essere una follia. Olbia, che ha gli enormi problemi che tutti conosciamo, 2013, il dramma di Olbia, facemmo come coordinamento degli ingegneri nazionali, mettemmo insieme un centinaio di persone che vennero durante le vacanze natalizie a intervenire sulla stima dei danni ad Olbia, perché noi, oltre a fare il mestiere inteso, ci occupiamo anche davvero di sociale, e nel sociale dobbiamo anche proporre e valutare quelli che possono essere gli sviluppi a 20 anni, a 30 anni, a 50 anni. Vi racconto un episodio, vi rubo un minuto, che riguarda una città che negli anni 50 era definita la vergogna d'Italia. Lo disse De Gasperi. Rimase folgorato da vedere 30 persone vivere nelle grotte, con una situazione sociosanitaria veramente drammatica. Chiamò il più grande ingegnere dell'ora italiano, che era Olivetti, il famoso Olivetti delle macchine per scrivere, Agosti, e gli disse: senti Adriano, metti insieme i più grandi studiosi, architetti, e cerchiamo di dare a questa città un volto veramente diverso da quello attuale. E quindi chiama sociologi, urbanisti, chiama architetti e realizzano dei nuovi quartieri e portano, io uso il termine diverso, più corretto, deportano 25.000 persone in questi nuovi quartieri, e i luoghi che abitavano sono stati chiusi, completamente chiusi. Questa città quindi è stata svuotata del proprio centro storico, è stata svuotata dell'anima di questa città. Contadini sì, però poveri, poverissimi, senza acqua potabile, con gli scarichi fognari particolari che quella città, di cui poi vi darò il nome, aveva. Però c'era la socialità, c'erano i rapporti di vicinato, c'era l'aiuto tra famiglia e famiglia, perché il povero aiuta. Se c'è una figura che pensa agli altri, è il povero. Bene, questo luogo per 35 anni quasi è rimasto vuoto, la città è stata svuotata dal di dentro. Poi un architetto illuminato gli viene in mente di proporre un progetto e che manda a New York, perché voleva dargli una veste diversa da quella che era attuale. Quella città nel 93 diventa patrimonio mondiale dell'umanità, patrimonio mondiale, e quelle persone che prima erano deportate, piano piano si consente di riavvicinarsi a quegli spazi. Questa città è Matera. Matera nel 2019 è stata capitale europea insieme a Plovdiv della cultura, fece anche un piccolo lavoro insieme a Nuro, che
che partecipò anch'essa a questo tipo di attività, e l'anno scorso, al 30 di novembre dello scorso anno, ha raccolto quasi 1.800.000 euro solo con la tassa di soggiorno. Stiamo parlando 4 anni dopo che in teoria doveva avere l'appoggio al massimo della propria fama, no? Ebbene, si sta autoalimentando. Ha riportato non più i contadini che allora Olivetti voleva continuare a mantenere, ma una nuova socialità era dettata, ed è dettata ancora oggi da piccoli artigiani, da commercianti, ora ci sono piccoli alberghi, case vacanze. Quella città è una città europea. Vogliamo restituire questa immagine anche ad Olbia, alle nostre città, che possiamo farlo senza alcun problema, bisogna solo crederci. Noi ci crediamo. Grazie. Sì, mi presento da sola. Grazie Ninni. Sono Stefania Taras, sono di Lungoni. Io lo dico perché siamo in campagna elettorale, no? Sono di IRS e sono nella lista Vota Sardegna, non potrei che essere qua. Lo dico. Se non ci fosse stato Soru io non mi sarei candidata. Non avrei dato il mio contributo. Ho pensato di che cosa devo parlare. Sono stata dal 2015 al 2020 assessora al turismo e alla cultura di Santa Teresa Gallura, per chi non avesse capito, Lungoni, no? Per i non galluresi. E quindi ho pensato, parlo di turismo, no? Un po' di cose le ho imparate e quindi devo anche ringraziare il mio sindaco che è qua perché mi ha dato la possibilità di imparare molte cose sul turismo. Però poi ho pensato a tutti i temi che riguardano il turismo, che sono i temi della nostra vita. Io non so se riuscirò a leggere o andare a braccio, quindi vediamo. Alla fine tutto si può riassumere in un aggettivo che è quello sostenibile. Anche il turismo deve essere sostenibile. Ma sostenibile come? Non solamente dal punto di vista ambientale, perché comunque è chiaro che l'ambiente deve essere tutelato, perché prima di tutto è il nostro patrimonio ed è anche la nostra risorsa economica, chiamiamola così, ma deve essere anche un turismo sostenibile, quindi oltre dal punto di vista ambientale, ma anche dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Perché non si può pensare che si possa vivere per sempre nel precariato di uno stipendio stagionale. Cioè, stipendio stagionale NASPI, viviamo più o meno così, in tantissimi. Deve essere un turismo sostenibile per le famiglie e soprattutto per le donne. Probabilmente toccherà anche temi già toccati, che spesso si fanno carico di tutte le incombenze familiari dei figli e quindi non possono lavorare neanche quei pochi mesi che c'è permesso, perché mancano i servizi, mancano gli asili nido, mancano soprattutto d'estate le scuole aperte e quindi rinunciano a un piccolo reddito che può risollevare un po' le sorti familiari. Deve essere un turismo sostenibile anche per la sanità pubblica, perché d'estate noi, non ve lo so dire in matematica, però la nostra popolazione aumenta tantissimo. Anziché potenziarli, i servizi spesso diminuiscono perché anche i medici vanno in vacanza e quindi ci troviamo senza assistenza sia per noi cittadini e cittadine, che per i turisti, che sono comunque dei cittadini temporanei e hanno anche il diritto ad essere curati. Il turismo deve essere sostenibile anche per i trasporti, perché la mobilità è un diritto per i sardi, è un diritto per chi vuole venire a vedere la nostra isola, e poi anche i trasporti, quelli interni, che abbiamo già detto, quindi evito.
Poi un turismo sostenibile deve essere sostenibile nella formazione, nell'innovazione e nella ricerca. Qua non dico niente perché mi pare che anche Renato abbia in tutti questi giorni abbondantemente approfondito la tematica. E poi, ecco, magari riprendo un pochino quello che ha detto Ninni Chessa. Deve essere un turismo sostenibile per i cittadini residenti nei comuni turistici che soffrono di una emergenza abitativa gravissima, alla quale bisogna assolutamente porre rimedio. E non è solamente questione di reddito, è questione che di case in locazione non ce ne sono, perché sono tutte dedicate a casa vacanze. Tant'è che molto spesso, e lo dico per esperienza, chi vince concorsi pubblici, che siano insegnanti, che siano impiegati comunali, comunque nell'amministrazione, spesso vanno via dai posti turistici, perché il loro stipendio non è sufficiente ad avere una casa dignitosa in un posto turistico, perché non esistono. Poi torniamo anche, insomma, al fatto che siamo dei precari, la maggior parte, e non possiamo neanche comprarci le case, intanto perché costano tantissimo, sono sopravvalutate, e poi non avendo né reddito certo, insomma, né redditi alti, sicuramente è impossibile comprare in Gallura una casa, se non ci fossero appunto delle politiche che aiutano. E quindi che cosa succede? Cioè che il cosiddetto spopolamento non riguarda solamente i paesi interni. Se voi guardate i dati Istat, riguardano anche i paesi costieri, quelli cosiddetti ricchi, che si spopolano, con il rischio di diventare dei villaggi turistici pieni d'estate e vuoti d'inverno, perché questo sta succedendo. Poi il turismo deve essere un turismo sostenibile anche per la comunità che ospitante, che deve essere coinvolta. Questa cosa io ci tengo molto, perché io ci ho lavorato un po' per quello che ho potuto nel mio paese sulla comunità ospitante. Diciamo con non tantissimo successo, però continuo imperterrita verso quella strada. La comunità ospitante deve essere coinvolta nella progettazione dei modelli turistici e non deve rinunciare ai propri diritti e ai propri servizi in favore degli ospiti, come spesso avviene. Ma questi servizi devono essere potenziati e calibrati in base alle esigenze aumentate rispetto alla cittadinanza. E poi una comunità comunque deve essere preparata all'accoglienza, avendo ben chiari quali sono i propri valori e la propria identità, perché si deve presentare per quello che è. Mi piace appunto in questa tematica di comunità, mi piace molto parlare di un progetto per una comunità felice, non prendetevi per matta, dove felicità è condivisione, partecipazione, mutuo soccorso, ed è l'insieme delle relazioni tra persone che abitano lo stesso luogo, misurata non più in PIL ma in BIL, quindi benessere interno lordo. Perché solo una comunità felice è una buona comunità accogliente. Finisco con una frase di Bauman, che ogni tanto, insomma, le citazioni, no? Un po'. Sulla felicità. Esiste tutta un'area di economia, di studi di economia sulla felicità molto interessanti. Però la felicità, per Bauman, è risolvere i problemi, non anestetizzarsi. Quindi com'è? E la felicità è una sfida dell'umanità presente per la dignità futura. E noi siamo qui per dare il nostro contributo. Grazie. L'ultimo degli interventi programmati per poi aprire il dibattito è Mauro Bittu, candidato alla circoscrizione Olbia Tempio di Progetto Sardegna. Buonasera a tutti e a tutte, ben trovati, insomma. A tutte lo dico prima perché sono contento di vedere sempre un pubblico femminile importante. E alla fine secondo me non è un caso che le donne dietro
il progetto di Renato Soru siano di più che gli uomini, perché secondo me quando si parla di parità di genere e di diritti e di garanzie di rappresentare il genere in maniera uguale, non bisogna solo raccontarle queste cose, enunciarle, scriverle dentro delle norme non tanto corrette, bisogna essere credibili perché vengono fatte, e secondo me lui ha la credibilità, è per questo che il pubblico femminile in questi incontri è sempre secondo me maggiore di quello maschile. Ho cambiato l'inizio del mio intervento perché noto sempre questo aspetto e ci tenevo a dirlo, e anche sul mio impegno personale in questo inizio di campagna elettorale devo dire che le donne sono quelle che secondo me hanno più voglia di impegnarsi dentro questo progetto. Io mi presento, mi chiamo Mauro Bittu, vengo dalla Maddalena e sostengo chiaramente la coalizione sarda. Ho fatto fatica a fare questa scelta, non perché non ci creda, ma perché vengo da un partito e da un'esperienza legata al Partito Democratico da tanti anni. Ho frequentato Olbia tante volte, anche in questa sala abbiamo fatto tante riunioni e le ho fatte sempre con il Partito Democratico. Io a fine anno, insieme a tanti dirigenti del mio partito, mi sono dimesso per dare un contributo a questa iniziativa. E non è stata una cosa facile, nel senso che è stato un parto un po' travagliato e doloroso, perché non fa piacere. Però ve lo devo raccontare come è avvenuta questa cosa. Cerco di essere il più breve possibile, ma c'è un perché, insomma. La scorsa estate si iniziava a parlare del tema delle regionali, il tavolo del campo largo che doveva unire tutte le opposizioni al disastro del governo Solinas e della giunta regionale, e iniziavamo tutti ad interessarci di cosa sarebbe successo, come sarebbe andata. Insomma, stando in un partito si ascoltano gli amici, i dirigenti del partito, i compagni, si cerca di capire cosa faremo, e devo dire che dalle telefonate che facevo, insomma, noi alla Maddalena siamo un po' lontani da tutti i centri, certe volte le distanze ci impediscono di recarci nei luoghi fisici delle riunioni. Capivo che c'era, non lo so, poco interesse. Qualcuno mi diceva: ma è difficile, c'è un'area di destra, noi come facciamo? Dobbiamo trovare un accordo, dobbiamo trovare un modo di stare tutti uniti. Sembrava quasi perché, come dire, non perché avremmo sconfitto il pensiero del governo Solinas disastroso, ma perché ci toccava farlo e ci toccava mettere insieme tante persone, ci dovevamo sistemare tutti nei nostri posti, chi doveva ritornare a fare il consigliere regionale doveva tornare a fare il consigliere regionale, chi doveva tornare a fare il capo di gabinetto doveva tornare a fare il capo di gabinetto, e ognuno si doveva un po' sistemare nei suoi posti. E quindi questa discussione non decollava, non si parlava di niente. Alla fine, a settembre, Renato Soru inizia a parlare di argomenti, mette in campo le prime discussioni, si inizia a parlare dell'energia, delle energie rinnovabili, del perché non ci sia una norma in Sardegna che le governi, del perché noi non possiamo trarre un vantaggio da questa situazione favorevole. Finalmente noi non abbiamo il gas, non abbiamo il petrolio, però abbiamo l'acqua, abbiamo il sole, abbiamo il vento, queste cose adesso con le nuove tecnologie producono economia, perché i sardi non devono avere nessun vantaggio? È il primo argomento. E iniziamo a parlare della scuola, le cose nelle scuole non vanno bene, lo sappiamo, e Soru inizia a raccontare: ma perché non si fa una legge regionale, perché non iniziamo a prenderci un po' di competenze, perché non togliamo un po' la palla dal Ministero della Pubblica Istruzione, iniziamo a dare un governo alle scuole che arrivi dal Consiglio regionale. E allora viene fuori il tema dell'autonomia. La nostra autonomia va ricontrattata, bisogna andare a Roma, bisogna sbattere un po' i pugni, perché insomma non ci sono più dentro quello statuto le esigenze che c'erano 50 anni fa. I tempi sono cambiati, abbiamo bisogno di aggiornarlo, di rivederlo. E non continuo, perché abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di 1000 argomenti, e ne parlava solo Soru. Dicevo: ma il centro-sinistra e gli altri quando è che iniziano a mettere in campo questa discussione? Ho pensato: forse stanno aspettando il momento di fare una competizione all'interno della nostra base, perché dobbiamo unire due partiti
che hanno conflitto per tanti anni, il PD e il 5 Stelle, quindi ho detto magari l'occasione sarà proprio questa, si tornerà a discutere, a dibattere di politica e si smetterà con questo senso di rassegnazione di cui non si deve parlare più di niente, l'occasione potrebbe essere proprio questa, la scelta del candidato presidente. Faremo le primarie e sarà il momento in cui ci confrontiamo, tiriamo fuori tutte le idee, chi le tira fuori dalla sua parte, chi le tira fuori dall'altra e sceglieremo chi ci rappresenterà nel modo migliore. Io avrei saputo già a chi votare se si fossero fatte le primarie, non è che c'avevo dubbi, però speravo davvero che si facesse quel confronto, non si è fatto, si è scelto, abbiamo chiesto tante volte di fare questa cosa, ma non ci hanno voluto ascoltare, non c'è stato verso di fargli capire che non sarebbe finita lì, non avremmo accettato l'imposizione di una candidata o di un candidato, in questo caso candidata, imposta da un ragionamento e da un accordo nazionale. Non l'avremmo accettato perché ce lo saremmo voluti scegliere da soli, ma ripeto, non ci hanno voluto ascoltare e siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al punto che questa coalizione, questo gruppo Renato Soru ha svolto circa 50 incontri in tutte le città della Sardegna, in tutti i paesi, e alla fine ha tirato fuori quella discussione che sarebbe dovuta venire fuori da quel tavolo e che non è venuta fuori. E a quel punto abbiamo dovuto scegliere da che parte stare. E io, come dire, non ho avuto dubbi sul fatto di stare da questa parte. Però adesso siamo qua ad Olbia, siamo in Gallura e dobbiamo mettere in campo qualche ragionamento su questo territorio. Io vengo dalla Maddalena, conosco relativamente i problemi di questa città e degli altri territori della Gallura, però mi rendo conto che viviamo in una zona abbastanza fortunata rispetto al resto della Sardegna. Sto seguendo un po' quello che succede dalle altre parti. Noi abbiamo, come dire, delle grandi fortune rispetto agli altri. Probabilmente le dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo fare di più, però viviamo in un territorio sicuramente che ha risolto tanti dei suoi problemi e diciamo la città di Olbia è quella che sta crescendo di più, insomma, sotto tanti punti di vista, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito negli interventi precedenti, aeroporto, porto, viabilità. Però viviamo, come dire, in un territorio che vive soprattutto sicuramente di turismo. Ne ha parlato Stefania, credo, Taras nell'intervento precedente. Il turismo è sicuramente uno degli argomenti più importanti rispetto e delle economie più importanti in questo territorio. E mi sento di dire che anche alla Maddalena, come il resto della Gallura, ormai ci dirigiamo verso un'economia che è legata sempre di più al turismo e al turismo ambientale, anche se noi veniamo da un percorso legato invece molto allo Stato, molto al meccanismo della difesa, molto alle servitù militari. E per me è un po' difficile intervenire su questo argomento, soprattutto facendolo a fianco di Renato Soru, perché alla Maddalena viene accusato di essere è quello che ha mandato via gli americani, no? E quindi bisogna andare subito all'attacco della figura. Voglio chiarire subito il fatto che non è stato Renato Soru a mandare via gli americani se ne sono andati via per un ragionamento che è legato ad interessi internazionali enormi e a una situazione che ha deciso di smantellare quel meccanismo. Però Renato Soru si è preso la responsabilità di fare delle cose in funzione di quell'andata via, e cioè non è che non ha capito che l'andata via di quel meccanismo legato alla NATO e alla difesa avrebbe comportato una grossa perdita economica per il nostro arcipelago, e ha messo sulla Maddalena un progetto importante che è stato già detto prima, un progetto di riconversione generale di quell'arcipelago, del nostro arcipelago, legato al turismo e legato al turismo ambientale. E ha cercato un modo non di portare avanti quel percorso con la burocrazia ordinaria, perché sapevamo che avrebbe richiesto troppo tempo. Ha trovato un modo, in funzione del suo ruolo, e cioè è andato a Roma e ha ottenuto un qualcosa di importante dal governo del tempo, dal governo Prodi. È riuscito a ottenere che si svolgesse la Maddalena all'evento del G8, quindi una procedura speciale che in tempi brevi riuscisse a mettere a riconvertire quelle aree, ottenendo anche dallo Stato delle aree che erano legate allo Stato ma ormai
non più funzionanti. Parlo dell'ex Arsenale, dell'ospedale militare e di tutte le altre strutture, e ottenendo anche dei vantaggi per tutta la Gallura. È stato detto prima, la strada Sassari-Olbia è rientrata dentro quelle procedure, e nonostante sia stata dentro delle procedure speciali ci sono voluti 16 anni per portarla a termine. Ancora non è a termine, non è terminata, ma è quasi finita, insomma. E quindi quel percorso e quell'idea di aver convinto Prodi a svolgere il G8 alla Maddalena ha portato dei benefici, quindi non solo alla Maddalena ma a tutta la Gallura, compreso poi l'aeroporto e l'allungamento della pista di atterraggio. Quel percorso purtroppo alla Maddalena si è interrotto perché si è interrotta l'esperienza istituzionale del presidente Renato Suru. Dopo di lui purtroppo sono arrivati 3 presidenti di regione e nessuno ha messo in campo l'impegno che mise lui su quel progetto. Forse perché non siamo riusciti a convincerli noi, non lo so se è una responsabilità dei madalenini, però ieri io sentivo la Todde che è intervenuta alla Maddalena, e molti degli interventi fatti alla Maddalena alla fine gli chiedevano: Presidente, se dovesse vincere le elezioni non ci lasci soli. Lo ritengo un approccio sbagliato per chiedere a un futuro presidente: non ci lasci soli. Cioè, un presidente della regione si deve occupare di tutto il territorio della regione Sardegna. Io mi ricordo che dal 2005 al 2009 Renato Suru veniva alla Maddalena quasi una volta ogni 10 giorni. Sono passati poi 3 presidenti di regione e non ne abbiamo visto arrivare più uno in 15 lunghi anni, e questo, come dire, ha fermato un po' tutte le bocce. Cosa dire altro? Avrei voluto parlare anche di tanti altri argomenti, Renato. Uno spunto mi sento di darlo anche sulla continuità territoriale. Ritengo che sia fondamentale per la Sardegna, per questo territorio e per il turismo. Ritengo che ci voglia una politica, una classe dirigente, un presidente di regione che abbia la credibilità di riandare in Europa e contrattare una continuità territoriale giusta e corretta, che non sia una richiesta prepotente, che non sia una richiesta arrogante come quella che abbiamo visto ultimamente, che oltre a voler pretendere un vantaggio e un costo calmierato per i residenti in Sardegna, cioè per chi vive veramente il disagio e ha bisogno della continuità territoriale, ha puntato forse a ottenere troppe cose che non sono dentro questo ragionamento, cioè un prezzo politico anche per i turisti che devono venirci a trovare, e quindi io spero che si vada a contrattare una buona continuità territoriale che garantisca un prezzo equo ai residenti, a chi vive il disagio, e un prezzo abbastanza equo anche a chi residente non è. Se tornassimo alla vecchia continuità territoriale che ci collegava con 8 aeroporti d'Italia e non solo con 2, oltre ai 50 euro che pagavano i residenti, il prezzo per tutti gli altri non poteva essere più di 2,5 volte, e mi sembrava un buon risultato. Credo che si possa fare anche di più, ma in questi 5 anni abbiamo visto anche di meno. Tutte queste cose le dico perché ogni tanto ci accusano di dire che non parliamo male della giunta precedente. Io credo che è quasi come sparare sulla Croce Rossa, con tutti i disastri che hanno combinato, insomma, non si può che parlarne male. Noi ci confrontiamo comunque anche contro quello schieramento che è rappresentato dalla Todde, e devo dire che ho scelto di stare da questa parte anche perché, oltre ai programmi, oltre agli argomenti che sono stati messi in campo, oltre a quello che ci può essere scritto, ripeto, dentro il programma elettorale, quello che ormai conta, secondo me, è fidarsi delle persone, cioè essere convinti che chi vai a votare, e lo dico davvero, perché secondo me non sono ben rappresentati né nel centrodestra, non sono ben rappresentati nel centrosinistra, perché è un problema di credibilità. Bisogna votare le persone in cui si crede, e io sono convinto che Renato Suru ci si possa credere e che di lui ci si possa fidare. Grazie Mauro. Allora, adesso apriamo il dibattito. Vi prego di chi decide di intervenire, io ho già 2 iscritti, sollevi la mano e poi vi prego di essere molto brevi negli interventi in modo tale da dare l'opportunità a Renato Suru di fare il suo intervento conclusivo
visto le tante domande che ha ricevuto. Quindi io ho iscritto l'architetto Tramaglino, e poi Mario. Non lo so, uno che ha chiesto di parlare. Prego. Allora, la premessa architetto non è che mi piacesse molto, perché sembra che gli architetti siano in mezzo sempre come il prezzemolo, però la parola casa e l'ingegnere mi interessa molto. Una delle cose che mi ha interessato molto, quando l'ingegnere parlava dello scollegamento totale che c'è soprattutto nei paesi costieri di reperire qualsiasi tipologia di carta. Io fui incaricato tempo fa alla Regione Sardegna per vedere se era possibile fare questo. E chiaramente tutte le porte mi furono chiuse, tenendo presente che il giro fu a 360 gradi, però ho detto ma facciamolo al contrario. Però per un famoso piano d'assetto territoriale nessuno conosceva esattamente dove finiva il proprio comune e dove iniziava l'altro. Per cui succedeva questo assurdo, per spiegarlo in maniera semplice. Le zone cosiddette, che si capisce meglio, industriali, andavano al margine del proprio comune, ma allo stesso tempo non erano compatibili con l'altro comune. Per cui non c'era un piano che gestisce effettivamente che cosa succede nelle coste. Poi una cosa che mi ha interessato molto di Soru, quello che diceva sulla scuola. Sulla scuola perché? Perché noi tutti siamo pendolari. Se entriamo nel mondo della scuola diventiamo automaticamente, come dire, dei poveri soprattutto se si va a finire nelle zone costiere. Perché le zone costiere, oltre a questo problema, hanno un altro problema, che gli insegnanti purtroppo, anche la Maddalena, ha delle sedi staccate magari a Santa Teresa. Allora un povero insegnante cosa fa? Si compra il traghetto, si compra il motoscafo, si compra... una cosa invece piacevole, che io non sono per i principi, perché secondo me tutti i sardi sono principi, perché vivono in un paradiso. Però il principe Carin diede, mi ricordo in lire, 18.000 lire per andare a Firenze a studiare. Il che io provai, anche in autostop non ci riuscivo con quella cifra. Quindi a distanza di anni, io ho 70 anni, siamo rimasti completamente indietro. Allora io mi voglio impegnare, prima di morire, facciamo le corna perché ne ho 70, a dare una logica a questo paradiso dove noi tutti viviamo senza neanche accorgercene. Grazie. Prego Mario. Dono della sintesi. Vediamo se... No, ma è sintetico. Allora, sono Mario Mura, pensionato, fortunatamente, dopo quasi 40 anni di responsabile organizzativo di un settore che si chiama calcestruzzo. Cioè io ho iniziato quando Olbia aveva solo 2 strade, la 127 e la 125, quindi ho iniziato con i ponti a mare, il nuovo aeroporto, gli ampliamenti, cioè non parlo di opere edili, ma di grandi opere, i porti, ampliamento dei porti di Isola Bianca, del porto di Golfo Aranci, del porto di Portocervo, che il primo fallì, la Palifranchi, che era un'azienda a carattere nazionale, e poi arrivò un'impresa siciliana che ce la fece così. E quindi io in tutti questi anni li ho trascorsi soprattutto non solo a far crescere Olbia con piccole costruzioni e tante varie cose cresciute abusive, tant'è che Olbia ha la bellezza di 17 piani di recupero fatti dalla giunta Giovannelli. Non so se volete capire cosa vuol dire. Allora, questi 17 piani di recupero. Allora, badate, quindi io so tutto di quello che è stato, di come è stato seminata, diciamo, e di come quando nel 97, dopo la caduta dell'infausta giunta,
un po' settaria stalinista che c'era stata, di sinistra, chiusa in una cosa dove decidevano solo pochi, avevano paura che altri interferissero, arrivò Settimo Nizzi. Beh, in quegli anni, oltre che cadde dopo 3 anni perché voleva fare 130.000 metri cubi a Pittulungu, perché in regime di legge Ponte fu rilasciata allora qualcosa come 130.000 metri cubi, però poi corretto a penna, vidi correttamente 230.000 metri cubi. Quando gli altri videro che volevano dare tutta la cubatura a questa cooperativa, dove naturalmente, guarda caso, c'era Cric e Croc, diciamo, c'era la lobby, il comitato d'affari di Olbia, lo fecero cadere perché tutti gli altri impresari, come successe a Arzachena col consorzio Costa Smeralda, dice date tutti i volumi a noi, e allora bloccavano il consorzio. Noi dobbiamo vivere così. Infatti anche Arzachena è disseminata, come la mia San Teodoro o la mia confinante Budoni, perché io, diciamo, sono nato lì in quel confine e sono venuto qui a 15 anni. Ma io già a 15 anni avevo già fatto una scelta politica, ero già in quegli anni delle lotte studentesche. Facemmo il primo sciopero quando fu ucciso Paolo Rossi alla Sapienza per mano fascista, badate. Fai la domanda, dai, bravo. Quindi ho 58 anni di militanza. Ho lasciato il PD il 5 dicembre 2016. Avete capito? Allora, quando, dico così brevemente, quando Francesco Pigliaru chiuse qui a Olbia, io ero in piazza Regina Margherita, gli dissi che avremmo vinto e poi venimmo qui perché c'era il collegamento con la 7 e gli dissi questa cosa qui, ho detto guardati, cioè adesso viene il difficile, dopo quando si vince, perché tu ti devi guardare dagli amici, perché dice dagli amici ti guardi Dio e dai nemici ti guardi tu, perché lo sappiamo che sono i tuoi avversari. Cosa che purtroppo è successa a lui. Lui non ha capito chi erano i suoi nemici, ce li aveva dietro, i nostri. Avete capito? Erano i nostri. Allora, uno dei difetti della sinistra è stata quella non di andare al concreto delle cose, di rispettare i programmi, quelli soli, veri, no. Poi ci si divide sui valori da nulla. Io quello che dico anche ci si divide sul valore della merda del gatto. La sinistra è così, ha un difetto di una maledizione che parte dal 21 gennaio del 1921, quando Antonio Gramsci non capì cosa stava succedendo. Lo capì dopo, solo che Palmiro Togliatti coprì purtroppo tutto quello che lui aveva capito e non poté ritornare indietro, perché il gruppo del PC era stalinista e una parte ancora è stalinista, quella che è rimasta dentro il PD. Avete capito? Cioè, Dai, io quando è Mario, venuto, dobbiamo dare la parola all'onorevole quando è Silva. venuto Bersani qui, a me mi sono scese le braccia nel 2013, ho capito, ho detto, ma il compagno mio coetaneo, gli ho stretto la mano e ho detto, sono deluso, ho detto, cioè mi sono cadute le braccia, solo chiacchiere. Dai Mario, devi Allora, fare la domanda. Le Una tre domande domanda. sono tre solo semplici. Una. La scuola sa l'insegnamento del sardo a cosa c'è sul progetto? L'insegnamento del sardo, la dorsale sarda del gas e il discorso dell'eolico e del solare termico. Grazie Mario. Cosa c'è su questo? Grazie. Giussi Biosa, una breve domanda e poi, se non ci sono altri interventi, passerei la parola a Renato Suru. Buonasera a tutti, buonasera Renato Soru. Io vorrei fare una brevissima e sintetica riflessione, perché ho colto tutte le suggestioni che sono emerse dai vari interventi e penso che tutte queste suggestioni abbiano bisogno di una governance, quindi di una sinergia. Quindi chiedo al candidato presidente Renato Soru se ha in mente l'eventualità di creare dei percorsi di connessione di tutte queste suggestioni, di tutte queste idee, di questi percorsi, ma soprattutto se c'è in mente l'idea di connettere
la ricca costa sarda con il povero, diciamo impoverito centro della Sardegna. Quindi come riuscire a creare delle connessioni di valore tra la città di Olbia, in questo caso una città frizzante, in crescita, in sviluppo, con altre aree della Sardegna che in questo momento vivono condizioni di precarietà, condizioni di impoverimento, di scarso sviluppo. Quindi ritengo che se la Sardegna cresce, cresce con tutti i territori della Sardegna, non solo con le coste. E quindi ripopolare i nostri paesi, i nostri borghi, dare nuovi servizi, creare collegamenti con i trasporti efficienti, efficaci, fare in modo che i territori interni della Sardegna possano vivere le stesse opportunità che vivono i territori della costa. Quindi io immagino fondi europei destinati anche a finanziare progetti così come dire, sfidanti, visionari, ma che penso possono dare una nuova volta alla Sardegna. Quindi questa è la mia domanda. Grazie. Abbiamo altre due brevi domande, prego. Nivia. E poi. Buonasera, io proprio una domanda semplice perché ho sentito parlare moltissimo di identità. Mi chiedo, io non sono sarda perché vengo anch'io da un'altra isola un pochino più lontana, sono cubana di origine. Sono arrivata in Sardegna 20 anni fa, l'età di mio figlio. Mi chiedevo, adesso ascoltando, perché comunque ho colto con molto piacere tutto quello che è stato detto e molto interesse anche, per cui continuerò a elaborare nella mia mente dopo questo incontro. Però appunto mi chiedevo dal punto di vista proprio dell'inclusione, perché siamo non solo in Sardegna, ma cioè non solo ad Olbia, ma in tutta la Sardegna, tantissime persone che veniamo da tantissime poi parti del mondo. Io personalmente non mi sono mai chiesta, sono arrivata in questa bellissima isola che considero ormai la mia seconda patria. Non mi sono mai chiesta che cosa, citando sempre un grande uomo della storia, non mi sono mai chiesta che cosa questa terra potesse fare per me, ma mi sono chiesta io cosa posso fare per questa terra che voglio, come se fosse proprio la mia isola. E quindi la mia domanda è questa: in che modo questo progetto potrebbe coinvolgere tutte quelle comunità che ci sono in tutta la Sardegna, ed Olbia ne abbiamo tantissime, in che modo potrebbero anche contribuire a questo progetto e soprattutto essere considerati in tutte quelle politiche poi che si andranno a sviluppare. Grazie. Silvia, abbiamo un'ultima domanda di un giovane che pregherei che si presentasse e poi la parola a Renato. Il microfono è questo? Acceso. Buonasera a tutti, io sono Domenico Nicolai, sono di Palau, sono studente al quinto anno di farmacia, a breve mi laureerò. Niente, a Palau abbiamo la farmacia di famiglia, mio nonno prima di me, mio padre e anche mio bisnonno farmacisti, e ci occupiamo appunto di questo campo. Vedo dei palaesi i quali potranno confermare la nostra disponibilità, la mia non ancora, però perlomeno quella della mia famiglia. Tuttavia la Regione Sardegna non presta attenzione alla categoria. Perché? Faccio due esempi. Basti pensare il periodo del 2021, quando le farmacie di tutta Italia potevano fare i tamponi. La Regione Sardegna non aveva ancora concesso ai farmacisti questa possibilità. Abbiamo cominciato a giugno con l'inizio della stagione estiva, primo luogo. Secondo luogo, i vaccini, abbiamo cominciato tardi ovviamente a farli e adesso possiamo fare gli antinfluenzali. Mio padre ha già vaccinato circa 200 persone, in attesa però di avere le credenziali della Regione Sardegna per poterle registrare. Ha mandato la domanda e non è mai arrivata una risposta, se non 2 settimane fa circa.
Gentile dottore, abbiamo preso in carico la sua richiesta, ma lei non ha bisogno delle credenziali, il che vuol dire che non è che mio padre non ha bisogno delle credenziali, è che non c'è interesse a dare alle farmacie questo strumento. Quindi volevo chiedere al Presidente se la futura giunta Soru vorrà prestare attenzione alla categoria e se la veda come un punto di riferimento per la sanità territoriale. Grazie a tutti. Un ultimo intervento, prego. Presentati quando arrivi al microfono. Buonasera a tutti, sono Tiziana Deiana, parlo da libera cittadina in qualità di madre e quindi ho incrementato la popolazione qua in Sardegna con 2 splendide bambine e la domanda va diretta al punto. Vado diretta al punto per il nostro futuro presidente. Quali tutele per una donna che è madre e quali pari opportunità effettive e servizi per sia l'infanzia, vabbè, io sono fuori da quel range, le mie sono un pochino più grandi, però mancano servizi educativi per la fascia di età più fragile, che è la fascia di età 11-16 anni. E poi varie opportunità per le mamme, cioè si parla tanto che non si fanno figli, ma perché mancano delle politiche familiari a tutela di noi donne, che abbiamo già i figli, che facciamo i salti mortali, anche solo per venire a una riunione come quella di oggi, perché dobbiamo conciliare il lavoro, la famiglia, l'educazione, cioè perché per quanto un uomo collabora, perché comunque i figli grazie a Dio si fanno in 2, cioè non è mai al pari di quello che fa una donna. Cioè anche a livello politico. Questo chiedo, prego. Si è fatto un po' tardi e vi ringrazio per esservi trattenuti fino ad ora. Nini Chessa ricordava che in effetti proprio qui ad Olbia, ormai sono passati 4 mesi, forse di più, ho iniziato un giro per i diversi territori della Sardegna, cercando di riempire un vuoto che era veramente notevole, incomprensibile. Si stavano avvicinando le elezioni regionali, delle elezioni particolarmente importanti dopo 5 anni di una giunta di centrodestra che così male aveva operato e nonostante la necessità di garantire un superamento, ma nonostante anche la necessità di garantire un'idea di Sardegna, un progetto per il futuro, dare risposte su come risolvere queste difficoltà, queste emergenze, nonostante tutto la politica non parlava ai sardi, si parlava al proprio interno, sì, c'erano degli incontri, spesso carbonari, spesso solo tra addetti ai lavori, e parlava sempre di questioni, di equilibri tra di loro, tra singoli persone, personaggi, singoli partiti. Non c'era nessun dibattito pubblico, non c'era nessuna discussione, non c'era nessuna analisi condivisa, non c'era nessun approfondimento con le persone. E lì è nata, insomma, questa mia volontà di provare invece ad animare la discussione, provare a tornare a parlare della Sardegna e con la Sardegna, e anche la Sardegna, i cittadini e cittadine della Sardegna tra di loro, provare a far emergere un pensiero comune, far emergere le diversità, far emergere anche i contrasti, i diversi punti di vista, ma tornare a parlare tutti insieme e vedere se per caso non si riuscisse a immaginare un progetto che potesse mettere da parte la rassegnazione, il disincanto, il disinteresse,
la diffidenza ormai per la politica, il distacco quindi dalla politica. Ma sono passati dei mesi, credo di aver dato un bel contributo. Mi chiedo anche come sarebbe stata effettivamente questa campagna politica, questa campagna elettorale per le regionali se non ci fosse stato anche questo contributo alla discussione. E questa animazione anche, seppur a volte nei conflitti, piuttosto che nella condivisione dei ragionamenti. In questi mesi, Ninni Chessa lo diceva, abbiamo parlato di tante cose, insomma mi ricordo, iniziamo con un titolo un po' così generico, come La Sardegna di oggi e del futuro. Parliamo della Sardegna di oggi e del futuro. È stato il titolo del primo incontro e poi ce ne sono stati altri, diverse decine, su diversi temi che ci riguardano, che riguardano la nostra società, le nostre difficoltà, le nostre opportunità, il contesto in cui viviamo, i tanti mondi, i tanti temi che anche voi avete toccato nelle vostre interventi, nelle vostre domande. E in tutti questi mesi e in tutte queste 50 incontri come questi, naturalmente il mio pensiero è un po' cambiato, o comunque si è formato ancora di più, certi punti sono più chiari e certi punti sono ancora, su certi temi sono ancora più fermo nella mia convinzione. E recependo anche quello che ho visto essere l'interesse dei sardi e la richiesta dei sardi in questo momento. C'è bisogno non di cambiare la giunta di centrodestra, non c'è solamente bisogno di cambiare gli assessori e alcuni indirizzi generali oppure alcuni titoli che poi in realtà spesso rischiano di contenere anche politiche non troppo diverse. Non c'è solamente bisogno di cambiare, qualcuno ha contato che chi è chiamato a governare fa 180 nomine, quindi un potere enorme di cambiare anche le possibilità per tanti amici, qualche volta parenti, compagni di partito e così via. Oltre alle nomine dei dirigenti, di tutto quello che ruota attorno alla grande macchina amministrativa della regione sarda. Non c'è solamente bisogno di cambiare le facce degli uomini di potere, non c'è nemmeno bisogno di cambiare Tizio con Caio e non c'è nemmeno bisogno di aggiornare un pochino le politiche. Quello che credo sia emerso con chiarezza e di cui sono fortemente convinto e che voglio sottolineare oggi è che c'è bisogno di una seconda autonomia in Sardegna. Noi dal 1948 con l'Italia repubblicana fino ad oggi abbiamo vissuto il periodo della prima autonomia. Abbiamo vissuto momenti di grande dibattito, di grande discussione. Io non li ho conosciuti, parlo dei primi anni 50, quando ad esempio a Cagliari si iniziò subito dopo lo statuto e subito dopo l'idea del grande piano di rinascita ci fu un grande congresso, il cosiddetto congresso del popolo sardo, che avviò una discussione durata anni sul futuro della Sardegna e su come immaginare il futuro della Sardegna. Ci fu il periodo appunto del primo dopoguerra, della prima industrializzazione, i primissimi anni 60, l'avvio del turismo qui a Olbia, i primi contrasti tra la politica regionale e la politica nazionale. Persino i democristiani dell'epoca, il compianto Paolo Dettori, uno dei primi, morto troppo giovane, che inaugurò la cosiddetta collaborazione contestativa con lo Stato. Era un giovane democristiano, non un rivoluzionario o
per così si può dire. Era un democristiano, totalmente dentro le vicende del Partito Democristiano dell'epoca, certamente parte del Partito Democristiano dell'epoca, ma dalla Sardegna inaugurò una politica che chiamarono contestativa. È arrivato il momento dell'industrializzazione, è arrivato il primo piano di rinascita, è arrivato il momento in cui la Sardegna effettivamente è uscita dalla povertà, per certi versi dalla miseria. Nei nostri paesi c'era la miseria, pure io l'ho vista da vicino, pur stando in una famiglia dove fortunatamente non c'è mai mancato nulla, pure nella semplicità. Ma poi tutto si è spento. Si è spenta la crescita, si è spento quel modello industriale che c'era stato, a cui siamo stati costretti dalle politiche dell'industrializzazione del Mezzogiorno. Nonostante la Sardegna avesse discusso, dibattuto, immaginato anche un piano di crescita, di sviluppo diverso, a metà del famoso piano di rinascita che doveva durare 12 anni e con dei finanziamenti straordinari, a metà. In realtà intervenne un po' a gamba tesa lo Stato, ecco la politica contestativa, e impose dei modelli che poi ci hanno aiutato a superare la povertà, ci hanno aiutato, c'è stata una fiammata di benessere, una fiammata di ricchezza. E questa fiammata ha portato fino a 12.000 operai a Porto Torres, ad esempio. E poi però questa fiammata si è spenta come un fuoco di paglia. Si è spento in frettissima, lasciando ancora dell'inquinamento, ruderi, delusioni, scoramento che ancora non abbiamo superato. E comunque una politica che ha cercato di fare delle cose, un'autonomia che ha cercato di essere messa in campo con forza, contestando, agendola, e comunque dei progetti di lungo periodo che hanno fatto fare un passo in avanti alla Sardegna. Oggi che cosa è rimasta di quell'autonomia? Che cosa è rimasta di quella volontà contestativa con lo Stato, con Roma? Nonostante i tempi siano cambiati, nonostante i bisogni di oggi siano dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista del chi fa cosa, siano persino più evidenti rispetto al passato, che cosa è rimasto di quella volontà di autogoverno, di autodeterminazione, di decidere noi invece che far decidere gli altri? Sembrerebbe nulla, no? Tant'è che ormai la cosa è spudorata, non è nemmeno nascosta, è persino proprio nei giornali di ogni giorno e nemmeno la cosa ci disturba. I tavoli romani non è che decidano tutto per noi, non si accontentano di decidere tutto per noi, vogliono anche decidere chi dovrà eventualmente governare e fare il presidente della Sardegna, vogliono anche decidere a chi i sardi devono dare fiducia. Non se lo devono scegliere i sardi autonomamente e ancora meno se lo devono scegliere i sardi partecipando tutti quanti, ma se lo devono scegliere loro, imporre il loro punto di vista ad un piccolo gruppo di dirigenti locali e poi farlo passare in tutta la Sardegna. Questo è quello che capita oggi in maniera proprio trasparente, chiaro. Ma se siamo arrivati al punto, e non sarebbe successo nel passato, nella tradizione autonomistica della Sardegna, ai tempi di Mario Melis, ai tempi di Pietrino Soddo, ai tempi di tanti altri politici importanti, fino agli anni 90 vorrei dire, non sarebbe potuto nemmeno essere immaginato che il candidato presidente di un certo partito, di un certo schieramento politico, dovesse essere deciso nei tavoli romani sulla base di che cosa? Dell'equilibrio, una regione a te, una regione a me, una regione a lui. Ma allora il tema sul tavolo qual è?
la volontà di scegliere il miglior candidato uomo, donna, presidente, per fare il tragitto maggiormente capaci di rappresentare i sardi, di portare sui tavoli romani, anche in modo contestativo, le posizioni dei sardi, gli interessi dei sardi. Trovare la persona che maggiormente possa garantire un processo di cambiamento, di crescita, del superamento di questa povertà che sembra ancora un destino da cui non riusciamo a sottrarci. O semplicemente il nostro appuntamento elettorale appunto serve a non disturbare gli scenari di equilibri politici regionali, serve ad assicurare un'equilibrata spartizione per cui i leader nazionali non litigano tra di loro e non mettono magari, non disturbano il governo nazionale. È di totale evidenza che la Sardegna in queste decisioni non conta nulla. Quello che serve a noi, a voi, non conta nulla, non conta molto. Contano solamente gli equilibri, la volontà e il desiderio ormai di imperio, persino su una cosa così intima come dovrebbe essere quella di scegliere chi dovrebbe rappresentarci, scegliere a chi vogliamo dare la fiducia. E allora proprio poi in un momento in cui l'autonomia va rinegoziata, va riaffermata, va riconfrontata in maniera forte con lo Stato, perché i tempi sono cambiati e le esigenze di oggi sono più importanti di quelle del 1948, o quantomeno sono molto diverse. I trasporti da Olbia nel 1948 non me li voglio immaginare, probabilmente c'erano ancora i battelli un po' a vapore, un po' a vela, insomma, i piroscafi come si chiamavano. C'era l'aeroporto militare qui nel centro di Olbia, dove sono atterrati peraltro i primi aerei dell'Alisarda e poi si è finalmente trasferito. Insomma, un mondo diverso. È un mondo totalmente diverso che però governiamo con le stesse regole, con gli stessi, con lo stesso livello di competenze, con le stesse possibilità di allora. È evidente che non è così, no? E questo riguarda i trasporti, riguarda la scuola di cui abbiamo parlato, no? Riguardano magari i diritti di parità dell'uguaglianza legati all'uguaglianza di genere, riguarda, mi è stato chiesto l'ultima domanda, mi pare, una delle ultime domande, ma cosa ne pensi della nuova servitù che è arrivata, sta arrivando prepotentemente sulla energia rinnovabile, le torri eoliche, il fotovoltaico, quindi competenze in tema di energia, competenza in tema di beni culturali, che interessa anche questa zona e questa gallura, e anzi una gallura che vuole estendere le sue possibilità di offerta turistica non solo al sole e alla sabbia, ma ai beni culturali, all'automobilismo, qualcuno mi citava stamattina, ai percorsi del vino, guardate che cosa è successo negli ultimi 10 anni, ai percorsi del vino, ai percorsi della gastronomia, al turismo sportivo, attivo, insomma, tutte competenze che ci vengono a mancare, che ci servirebbero e che non abbiamo. Allora, se abbiamo bisogno di riaprire un confronto con lo Stato, e confronto vuol dire anche contestativo, come ci dicevano i democristiani degli anni 60, chi lo può aprire un confronto contestativo? Chi è stato nominato, individuato a Roma e nominato da Roma, imposto da Roma, avrà davvero la possibilità di guardare il proprio interlocutore negli occhi e dire no, io rappresento quelle persone, sono venuto per conto di quelle persone, o qualcuno gli dirà no, tu rappresenti me e il mio partito. Gli ricorderanno rappresenti me e il mio partito. E questo purtroppo in Sardegna è di totale evidenza, no? È di totale evidenza sia nella coalizione di destra,
di Fratelli d'Italia, con il candidato presidente imposto da Giorgia Meloni, e sia nella coalizione guidata dai 5 Stelle con la candidata presidente imposta da Giuseppe Conte. Imposta da lui in maniera netta, chiara, risaputa, tutti lo sanno, qualcuno fa finta di non sapere. Una candidata presidente anche lì imposta perché c'era un equilibrio da rispettare, la Basilicata a te, il Piemonte a me e quell'altro a chissà chi, abbiamo già dato in Lombardia, ma voi ci avete imbrogliato in Sicilia. Sì, ma la Sardegna in tutto questo? Ma la Sardegna è secondaria, così come sono secondari anche i progetti, perché i progetti di Conte a me mi sembrano abbastanza secondari, quello che conta è il potere, e infatti ha potuto governare l'Italia con Salvini a destra e il giorno dopo ha potuto governare lo stesso paese senza spostarsi un giorno dalla poltrona di Palazzo Chigi con la sinistra. Ma io credo che appunto gli alberi si riconoscono dai frutti, e i frutti di Conte sono governare un giorno con Salvini e respingere i migranti nel Mediterraneo, e poi un altro giorno governare con la sinistra, o addirittura pretendere di governare anche qui in Sardegna. Ma con quali programmi e con quale certezza per il futuro? Quanto tempo ci impiegherà a cambiarli ancora una volta? E non solo, oggi vanno i 5 Stelle, la candidata presidente va in giro dicendo noi siamo per l'autonomia, noi siamo perché dobbiamo decidere qui sull'energia rinnovabile, dobbiamo decidere qui sull'attuamento, non devono decidere a Roma. Ma io veramente mi stropiccio gli occhi quando sento queste cose. Ma eri vice ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, cioè eri vice ministro con le competenze dell'energia elettrica nel governo Draghi, e quindi chiunque, quando si parlava di energia c'eri. E se Draghi ha imposto nel silenzio della regione sarda con un decreto legislativo la necessità di impiantare nuovi 8 gigawatt di potenza di energia rinnovabile, ma tu dov'eri? Quel decreto non si chiama Draghi, è il decreto Draghi-Todde. È il decreto Draghi-Todde, è totalmente chiaro. Solo che fanno finta di non ricordarselo, fanno finta di non saperlo, giocano sulla memoria che è leggerissima, è poi labile, e in più basta urlare a voce un pochino più alta, bastano 5 post, 10 fake, un giornale compiacente, un giornale che fa finta di non sapere, ed ecco che la storiella è cambiata. Ma il Tyrrhenian Link, cioè il nuovo cavo elettrico che collega la Sardegna alla Sicilia e quindi alla penisola, alla rete nazionale, che serve per esportare l'energia elettrica prodotta dalle nostre centrali di energia rinnovabile. Chi l'ha voluto? Chi è venuto a perorare la causa in Sardegna? Chi è che l'ha difeso, portato avanti? L'hanno portato i 5 Stelle con il loro vice ministro dell'epoca. E quindi in che modo vogliono ingannare la Sardegna oggi? Ecco perché l'idea del centralismo dello Stato è uguale sia a destra che nel populismo dei 5 Stelle. L'idea di veramente la persona sola che comanda è uguale sia per Giorgia Meloni sia per un partito che è passato dal votare per qualunque cosa a un partito dove non si vota mai. Anche questi giorni stanno ingannando i sardi perché gli hanno detto no, noi le liste non ce le abbiamo ancora perché le dobbiamo votare online, i nostri candidati li dobbiamo votare online. Sì, ma non votano mica più i singoli candidati. Il capo, che tutto può, presenta la lista e i grillini possono dire sì o no. Secondo voi cosa dicono?
Non è che possono cambiare un accento, una virgola, un nome, un qualcosa. O prendere tutto o lasciare tutto. E quindi significa prendere tutto. E cioè imbrogliano anche quando dicono che c'è ancora un po' di democrazia interna. No, non ce n'è più. C'è la visione proprio dall'alto della centralità, della centralizzazione del potere, sia dal punto di vista del partito e sia poi dalla gestione del potere quando hanno il potere. Giorgia Meloni in questo momento è passato solo un anno, ha portato a Roma la competenza sulle zone economiche speciali. Era una competenza sulle cosiddette fiscalità di vantaggio, una competenza che permetteva di poter usare nei porti, nelle zone industriali attorno ai porti, delle fiscalità di maggior vantaggio per attrarre nuove imprese, facilitare la crescita delle imprese esistenti e così via. Ci sono voluti anni per farlo, finalmente forse da 2 anni erano aperte, finalmente stavano funzionando anche bene. Giorgia Meloni che cosa ha detto? No, sapete che c'è, lo facciamo tutto noi. Il Mezzogiorno non ha testa per autogestirsi, quindi tutte le zone economiche speciali del Mezzogiorno le portiamo tutti a Palazzo Chigi. E secondo voi il presidente eventualmente eletto di Fratelli d'Italia andrà a protestare da Giorgia Meloni? Io non credo. Ma la Sardegna ha tra le sue fonti di finanziamento importanti per le strade di cui abbiamo parlato i fondi per la sviluppo e coesione. Servono proprio per finanziare queste infrastrutture, eccetera. Tradizionalmente li ha sempre gestiti e distribuiti, ne ha scelto la destinazione, la regione Sardegna. Ora Giorgia Meloni ha detto che forse non lo facciamo abbastanza bene e quindi per noi e per gli altri, per tutte le regioni, centralizziamo a Palazzo Chigi. Poiché siamo vicino alla Maddalena qui, i maddalenini possono testimoniare l'efficienza col quale il Ministero dell'Ambiente gestisce il Parco Nazionale della Maddalena o quello dell'Asinara, che è il secondo parco nazionale che abbiamo qui in Sardegna. E cioè, probabilmente il Ministero dell'Ambiente finanzia €500.000 all'anno, 1 milione, forse 1 milione non lo supera, cioè noccioline. Però di fatto ha un potere di controllo enorme in tutto l'arcipelago, in tutto il territorio comunale dell'isola della Maddalena. Di fatto, come diceva un sindaco che ho conosciuto, diceva, in realtà in questo comune io sono il sindaco, ma ce ne sono 3. C'è il presidente del parco naturale e poi l'ammiraglio, diceva, della Marina Militare. Voi andate alla Maddalena, potete vedere il valore ambientale naturalmente di quel patrimonio, ma anche la qualità della tutela ambientale che il parco riesce ad assicurare d'estate. L'arcipelago sembra un parcheggio, ci sono barche anche grandi, giganti, buttano le ancore trascinandole, insomma senza nessuna protezione. Ora, non è che le barche non ci debbano stare, però ci sono le boe, c'è la possibilità di avere il turismo nautico senza però rovinare i fondali e anche nella misura adeguata. Insomma, il parco, quello dell'Asinara invece è bloccato a 20 anni fa. Ora che cosa dice il ministro di Giorgia Meloni che è andato all'Asinara? Dice, insomma, in effetti questa cosa è bloccata per 20 anni, sai che c'è? Portiamo il potere totalmente a Roma, quindi cancellando anche quel minimo di partecipazione democratica che possono svolgere gli enti locali e la regione. Una cosa piccolissima che si chiama la comunità del parco, che ha quasi 0 poteri, che però investe i soldi per cercare di mantenere in piedi, viva comunque quella istituzione lì. Il 4 novembre è venuto il ministro della difesa
Crosetto a Cagliari. E il giornalista a chi gli diceva, anzi, che forse in Sardegna le servitù militari sono troppe e ancora di più sono le attività militari, cioè l'attività dei poligoni, la quantità di bombe che vengono sparate, di munizioni di tutti i tipi, a danno della natura, a danno dell'ambiente, della possibilità di sviluppo, a danno della salute. A chi gli diceva tutto questo, il ministro Crosetto ha detto no, in Sardegna, la Sardegna ha una tradizione militare, non c'è nessuna intenzione di ridurre i poligoni, anzi, questa è l'idea che la destra al governo ha della Sardegna di oggi. Non è capace a gestirsi le ZES, nemmeno una zona industriale, non è capace a gestirsi i fondi per lo sviluppo, non è capace a gestirsi un'area marina, ha un bell'orgoglio militare e quindi deve continuare a fare il bersaglio per tutta la vita. Questo è quello che ci tocca fare per campare. Davanti a tutto questo, io ho un pensiero diverso. Ma credo ciascuno di voi qui pensa che la Sardegna abbia una possibilità di un futuro diverso, che possa uscire dalla povertà in maniera diversa che aumentando i poligoni militari o delegando agli altri quello che deve essere fatto. Noi pensiamo che lo Stato centrale, come esiste, come è esistito anche negli ultimi decenni, insomma, lo pensiamo noi qui in Sardegna, ma lo pensano in Europa, che promuove questo genere di politiche, e cioè alcune politiche, alcune competenze devono essere trasferite verso l'alto, e cioè gestire assieme la politica estera, la politica militare, la politica fiscale, gestire assieme alcune competenze importanti e portare verso il basso le competenze che invece possono essere gestite meglio localmente, sia a livello della regione e poi dalla regione ancora di più verso il basso a livello delle province, dei comuni e così via. Mi scusi, non mi confonda. Quindi noi pensiamo una cosa molto diversa, pensiamo che anziché salire le competenze dalla Sardegna verso Roma debba succedere esattamente il contrario. E quindi, ci sarà da affrontare i prossimi mesi, anche per il motivo che lei ha appena ricordato, che è in discussione la legge Calderoli, una legge che vuole affermare che le regioni sono tutte speciali e quindi non ce n'è più speciale neanche una, e che quindi l'autonomia speciale della Sardegna viene cancellata, e quindi quello per il quale si è combattuto, quello che è stato la nostra possibilità, questo inizio di possibilità di autogoverno, viene cancellato da questa idea Calderoli del nord, promossa dai governatori del nord, per cui chi sta bene, chi sta male si arrangi, oppure chi sta bene starà anche meglio e farà anche di più, e chi sta male invece non se lo può permettere, si accontenta. Esattamente la politica di Giorgia Meloni: non te lo puoi permettere, mi porto via tutto io. E allora se c'è da fare questo ragionamento con lo Stato, se c'è da fare questo confronto forte, se c'è da ricordare, no, senti, sai che c'è? Noi abbiamo anche dato tanto, perché le industrie che ci sono arrivate, va bene, le avete portate voi, e spesso erano le partecipazioni statali, e sono le partecipazioni statali che se ne sono andate senza lasciare nulla. Sono state le vostre le promesse non mantenute. Siete voi che avete portato queste servitù militari e le volete ancora ingrandire e non ve ne volete andare. Siete voi che non avete speso un euro per le ferrovie in Sardegna. Siete voi che ci avete utilizzato per tutto quello che avete voluto. E ora pensate
semplicemente che non abbiamo più nemmeno il diritto di parola, nemmeno più il diritto di autogestirci, nemmeno più il diritto di scegliere appunto chi ci deve governare. Ecco, in questo contesto, in questa situazione, fra qualche mese, voi ce lo vedete il presidente Truzzo andare a confrontarsi con Giorgia Meloni? Se i sardi vogliono questo, scelgano. Se i sardi vogliono che... Se i sardi vogliono consegnare la Sardegna in mano a Giorgia Meloni, ma non al partito di Giorgia Meloni, alle mani di Giorgia Meloni, al governo di Giorgia Meloni, alle decisioni singole di Giorgia Meloni, per gli aspetti più importanti della nostra vita, e ci vogliono condannare così a galleggiare, a continuare non risolvere problemi, anestetizzarli. Mi pare l'abbia detto lei. Non risolvere i problemi e renderci felici, ma anestetizzarli, non farci sentire il dolore. Bene, allora c'è già un candidato presidente da scegliere senza alcun dubbio. Basta che poi i sardi non si lamentino in futuro, come è capitato qualche altra volta. D'altra parte, dall'altra parte c'è veramente una proposta che a me mi ha lasciato sbigottito. Il PD ha rassegnato le dimissioni. Si era presentato come il partito che pensava di bastare a governare, il partito a vocazione maggioritaria. E poi siete il partito invece che deve guidare il centro-sinistra. Adesso in Sardegna è diventato il partito che non ha nemmeno un mezzo dirigente o nemmeno mezza persona eventualmente da proporre a una coalizione come possibile candidato. Ha scelto di abdicare, ha scelto di accettare le prepotenze di un movimento massimalista, populista, giustizialista, anti-europeista, che ci ha insultato per anni, che ha detto al PD le peggiori cose. Un movimento che quando è diventato maggioritario in Italia e ha potuto scegliere, ha scelto di governare con la destra, non con il PD di Bersani. E con quella scelta ha aiutato in Italia a far crescere una cultura di destra che poi ha favorito l'arrivo di Giorgia Meloni. E ancora, un anno fa alle elezioni, mi ricordo Enrico Letta sui giornali che chiedeva di parlare col Movimento 5 Stelle, alleiamoci così magari riusciamo a raggiungere la maggioranza in Parlamento, evitiamo di far andare la destra al governo. Mai con il PD, mai con quelli di Bibbiano, mai con gli amorali, mai con i delinquenti, mai con i ladri, onestà. Sono andati da soli e hanno fatto vincere Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni col maggioritario è lì e ha ottenuto la maggioranza proprio grazie alle divisioni, non per governare, ma semplicemente per scegliere i rappresentanti al Parlamento. E ora noi gli diamo la possibilità, gli diamo le chiavi invece del governo della regione, a queste stesse persone che si sono comportate in questo modo. Io capisco le decisioni romane, capisco meno quelle dei dirigenti sardi, ma vorrei dire a ogni cittadino e cittadina della Sardegna, con quali garanzie, per fare che cosa? Per quello che ci dicono oggi o per quello che hanno in mente? Per quello che dicono oggi di voler fare o per quello che hanno fatto col decreto energia? Per quello che ci dicono oggi di voler fare o per quello che ci dicono o che facevano con Salvini? O per quello oggi, proprio di oggi, io mi sono permesso di mettere un post con la foto delle famose mani alzate a Roma di qualche giorno fa. È perché ieri c'è stata una sentenza alla Corte di Cassazione che dice va bene, potete essere anche in 100, forse anche in 1000, a tirare su il braccio nel saluto nazifascista, perché quello è, lo usavano sia i fascisti che i nazisti.
si può fare, l'importante è che non sia ricostruzione del partito fascista, se si fa solamente come gesto di memoria va bene. Va bene, è il giudizio della Corte di Cassazione, quindi a sezioni riunite, quindi la massima corte, quindi rispettabilissimo, è la parola per noi come su questa terra in Italia, e come tale va rispettata, ma è la parola in virtù di due leggi, la cosiddetta legge Scelba e la legge successiva, la legge Mancini, che norma in un certo modo, diversamente da come per esempio è normato in Germania, dove se fai il saluto nazista ti arrestano immediatamente, perché è apologia di reato, del reato appunto di apologia del nazismo. E quindi in Italia ci sono stati momenti in cui si è cercato di approvare una legge del genere. Oggi c'era un articolo sul Corriere della Sera, io l'ho letto e mi sono permesso di fare un post. Ricostruendo le cose è emerso che non nella passata legislatura, ma in quella precedente ancora, la legge simile a quella tedesca, diciamo, dove non è necessario... non è permesso nemmeno per la memoria, diciamo, non è necessario dire voglio ricostruire il partito fascista per essere accusati e per essere sanzionati per aver commesso un reato, ma basta semplicemente a fare in pubblico, a esprimere in pubblico certi comportamenti e certi gesti. Bene, per quale motivo non venne approvata quella legge? Per il voto contrario dei 5 Stelle, che in tutte le interviste dicevano no, questo è un attacco alla libertà individuale di ciascuno di noi. Io oggi ho ricordato queste cose, mi ha scritto un deputato, ma come noi oggi la pensiamo così? E io ho proposto il disegno di legge tal dei tali, si chiama Costa questo deputato, ho appena proposto questo disegno di legge tal dei tali, ho detto bene, non ero a conoscenza, però quel disegno di legge non credo che lo porterà in discussione Giorgia Meloni. Quando potevi col tuo voto farla approvare questa legge, hai votato contro perché era contro la libertà individuale. Allora io mi chiedo qual è il pensiero dei 5 Stelle, qual è oggi e quale sarà domani. Credo che sembri che sia tutto funzionale a conquistare il potere e a tenerselo. Quindi c'è solo una possibilità per i sardi di riaffermare il proprio desiderio di autonomia, di autogoverno, di determinarsi e di cambiare lo stato delle cose e acchiappare il futuro. Mettere da parte la povertà, risolvere i problemi di oggi, mettere da parte finalmente la povertà e diventare una regione che vada al pari, che si paragoni con le altre regioni europee. Istruita, ricca, con un posto di lavoro non precario anche nel turismo, ricca di tante attività, non solo il turismo, l'impresa, l'industria, l'innovazione, i lavori di sempre, i saperi di sempre, portati però nel mondo contemporaneo. E questo lo possiamo fare solamente se prendiamo in mano noi le nostre cose. Questo è quello che auguro alla Sardegna. E per questo non abbiamo bisogno né dei governi alla Giorgia Meloni di destra e né abbiamo bisogno dei governi alla 5 Stelle. Abbiamo bisogno di uno spazio politico che, come in altre regioni a statuto speciale, sul Tirolo, la Valle d'Aosta o altre regioni europee, i Paesi Baschi, la Catalunya, la Scozia, mettano al centro gli interessi della propria regione, gli interessi del proprio territorio, della propria comunità. Noi dobbiamo mettere al centro gli interessi della nostra comunità, avendo una comprensione nostra di quello che è la Sardegna nelle sue difficoltà e nelle sue potenzialità, e avendo a cuore
noi le nostre cose, perché se non le avremo a cuore noi non possiamo sperare che ce li abbiano a cuore gli altri. E se non le faremo noi non possiamo sperare che ce le faranno gli altri. E se non le faremo noi per noi, non le farà nessun altro per noi. Se ne occuperanno per abusare delle nostre cose, non per migliorarle. Mi fermo qui per non annoiarvi troppo o per non prendervi troppo tempo. Mi scuserete se ho voluto parlare di questo soprattutto, di questo punto fondamentale che mi pare trascurato. La libertà o la cessione di sovranità ai partiti romani e a chi li comanda e la consegna ai nuovi viceré. I nuovi viceré, intendo quel momento in cui i nobili sardi, che pure avevano una prerogativa importante, perché l'Italia il Regno d'Italia viene da prima il Regno di Sardegna viene da prima del Regno d'Italia, viene da prima del Regno Sardo Piemontese, da prima dei Savoia, viene da prima degli spagnoli. Avevamo questa prerogativa del nostro Parlamento. I nobili sardi sono andati fino a Torino per dirgli: sai che c'è? Non lo vogliamo questo Parlamento, noi vogliamo la fusione perfetta. Non lo vogliamo questo Parlamento, non la vogliamo questa responsabilità, vogliamo la fusione perfetta e quindi vi consegniamo i nostri diritti e ci va bene che decidiate voi per noi. Erano i nobili sardi, si accontentavano di avere qualche privilegio per loro, si accontentavano di avere la bacchettata sulle spalle della loro nobiltà e i loro privilegi, e poi tutto quello che stava dietro la Sardegna non gliene fregava niente. La stessa cosa è oggi. Ci sono i nobili che vanno a Roma, si fanno così nominare, si mettere addosso sopra le spalle la spada del cavaliere e fanno i principi, asserviti a Roma e ciechi e sordi alla volontà e agli interessi di cui dovrebbero governare. Per questo occorre, come in altre regioni come la nostra, come in altre comunità con un'identità forte come la nostra, come in altri territori così definiti come la nostra e con un desiderio forte finalmente di superare questa povertà e questo ritardo di sviluppo, occorre un soggetto politico che finalmente voglia rappresentare se stesso e non il franchising di decisioni esterne. Questo è quello che volevo dire ed è importante oggi, perché qualcuno l'ha detto, in regione ci sono un sacco di problemi e vanno affrontati tutti uno per uno, devono essere affrontati in maniera con uno sguardo d'insieme, in maniera proprio sinergica, capace di comprendere ogni aspetto, ogni particolare. Ma tutto questo si può fare perché abbiamo anche un'occasione straordinaria. Grazie al PNRR, purtroppo per il fatto che ci sono finanziamenti molto maggiori per questo motivo, finanziamenti per la transizione energetica, finanziamenti perché siamo tornati in obiettivo 1. La Regione Sardegna ha una quantità enorme di risorse straordinarie e dentro quelle risorse straordinarie c'è il nostro futuro, che possiamo decidere di governarcelo noi o di lasciarlo governare agli altri. Lì dentro c'è il nostro futuro e abbiamo una speranza concreta, una possibilità concreta di analizzare noi le cose, di vedere noi che cosa è giusto per noi e di fare noi le cose, non farle fare ad altri. È per questo che ci dobbiamo sollevare, dobbiamo proprio mobilitarci perché nessuno ci tolga questo diritto. Dentro quelle risorse ci sono le risorse, appunto i fondi sviluppo e coesione per le strade, per le ferrovie,
Ci sono dentro il PNR, ci sono i soldi per le ferrovie tra il centro di Olbia e l'aeroporto, o per velocizzare la linea tra Olbia e Cagliari. Ci sono i soldi per terminare la rete stradale in tutta la Sardegna. E poiché siamo qui, e l'avete ricordato, la Olbia-Sassari, gli olbiesi di 20 anni fa, 17 anni fa, non la volevano, non gli interessava. Gli interessava la Olbia, Arzachena, Palau, Santa Teresa. Questa era la loro visione. Gli interessava la Olbia, Arzachena, Palau ed eventualmente Santa Teresa. E fu grazie al G8 e grazie appunto alla possibilità di fare gli espropri nel giro di poche settimane e approvare il progetto in poche settimane, approvare i primi finanziamenti, grazie a una procedura del tutto speciale che è servita per allargare la pista, per fare il bivio dell'aeroporto e per fare tante cose di cui magari si è perso traccia. Fu grazie a quelle procedure che venne avviata la Olbia-Sassari. Ma, colpo di scena, si sarebbe potuta avviare anche la Olbia-Arzachena-Palau, solo che il sindaco di Olbia dell'epoca e la politica berlusconiana dell'epoca disse no, stai scherzando, la Olbia-Palau la dobbiamo fare minimo a 4 corsie e la dobbiamo fare a 4 corsie, quindi per farla lì dove passa adesso non va bene, dobbiamo andare più a monte, allontanarci di più dal mare. E quindi magari irrompendo nei quercetti, nei boschi di cui comunque la Gallura è fiera. La galleria, ma stai scherzando? Noi vogliamo la galleria a doppia canna, cioè un traforo in un senso e un traforo nell'altro, in maniera che sia più sicura, anche se corriamo a 180 all'ora. E quindi, nonostante la Regione mise nel piano delle infrastrutture le prime risorse anche per l'Olbia-Palau, e nonostante si stesse avviando le gare per la progettazione, quella politica, la destra olbiese di quell'anno, non volle andare avanti, altrimenti oggi, seppur in ritardo, quella strada sarebbe stata già terminata. E sapete che strada sarebbe? Non una 4 corsie, ma le moderne 3 corsie europee che hanno come regola che le curve non possono essere più strette di un certo raggio di curvatura e addirittura almeno nel 50% del tragitto devi poter sempre superare e non superare una volta ogni tanto quando te lo permette chissà cosa. Qualcuno di voi conosce la strada a scorrimento veloce che da Saccargia più o meno va verso Tempio e si interrompe nelle curve della Fumosa? Beh, oggi Olbia-Arzachena o Olbia-Palau avrebbe esattamente quel tipo di strada lì, che sarebbe d'inverno, diciamo, vuota, e d'estate sarebbe velocissima, servirebbe. Ma magari non bastava all'orgoglio, alla supponenza di qualche sindaco di allora. Quindi probabilmente qualche volta la Gallura i nemici ce li ha avuti in casa, non a Cagliari. Qualche volta i nemici li ha avuti in casa, non a Cagliari. Quell'amministrazione regionale portò la Olbia-Sassari e avrebbe portato anche la Olbia-Arzachena. E io sarei felice di lavorare per la Olbia-Palau e Santa Teresa, perché esiste già nella progettazione di massima, esiste la strada che serve oggi e anche fra 10 anni, a meno che non pensiate che qui dobbiamo ancora fare le case a 100 piani per metterci altri turisti che non ci stanno più sulla spiaggia, mentre ciascuno di voi ha detto che cerchiamo un turismo sostenibile con tutto, no? Sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche con la vita di chi ci vive tutto l'anno, ma anche con le altre occupazioni, anche con gli altri lavori che tutti voi sapete fare benissimo. Ho voluto ricordare questa cosa. Quindi mi farebbe davvero molto piacere fare in modo. La Alghero-Sassari si sta terminando,
La Sassari-Olbia è già collegata. Olbia-Palau, Olbia e Palau Santa Teresa. Ne viene fuori un arco del nord Sardegna che disegna una geografia diversa. Così come la buona notizia è che grazie al PNRR le Ferrovie dello Stato hanno 600 milioni di euro. Tra i primi investimenti c'è proprio il lavoro qui a Olbia, che credo che sia persino iniziato, per portare le ferrovie all'aeroporto. Con un piccolo appunto, che ai tempi del G8 l'amministrazione di Olbia aveva come obiettivo numero 1 quello di togliere il passaggio a livello lì dalle parti non mi ricordo come si chiami quella via. Via Veneto, via Vittorio Veneto. E quindi voleva eliminare la ferrovia e voleva anche eliminare la stazione dal centro città, proprio non lo voleva nemmeno arrivare. Quindi è stata costruita con più di 10 milioni di euro una stazione fuori città. Oggi ci ha ripensato e ha detto no, i treni vogliamo che arrivino in centro città. Insomma, con una isteria di giudizi abbastanza strampalati. Però scusate, ho finito, quindi ho cercato di dirvi perché bisogna andare a votare, perché nessuno ne può star fuori, perché è un momento di grande cambiamento, è un momento di grande responsabilità. L'autonomia del 1948 la vogliamo ancora o gliela regaliamo a Calderoli e alla Lega e a Fratelli d'Italia che scambia l'autonomia differenziata con il presidenzialismo in favore di Giorgia Meloni? L'autonomia gliela regaliamo o la vogliamo invece rafforzare e far diventare qualcosa di più forte? I progetti per il futuro li vogliamo decidere noi o glieli regaliamo agli altri? A parlare col governo ci mandiamo un viceré o ci mandiamo il rappresentante del popolo sardo? Dobbiamo decidere tutto questo. E allora oggi abbiamo presentato i candidati. Ieri un giovane molto brillante di Bonorva si è rivolto a chi ascoltava, così venendo dal pubblico, e ha detto: oh, io non sono candidato, ma sapete che c'è? Siamo tutti candidati, siamo tutti candidati. E davvero vi chiedo questa cosa, siamo tutti candidati, siete tutti candidati, siamo tutti coinvolti in questa cosa, nessuno se ne stia a casa. Si informi, prenda le decisioni che deve prendere, ma non stia a casa, non è tempo di stare a casa, è tempo di alzarsi, è tempo di prendersi in mano la propria responsabilità e se non il proprio futuro, perché è già diventato troppo grande, almeno quello dei figli e anche dei nipoti se ci sono. Non c'è tempo e non è il momento di lasciar perdere le proprie responsabilità. Siamo tutti coinvolti, siamo tutti responsabili, siamo tutti candidati.